parte anche questa mattina, 15 ottobre, con due ospiti graditissimi, una donna in presenza a me molto gradita, che è Luana Teso, presidente Confapi, donne imprenditrici di Treviso. Perché? Perché le vediamo poco, sono tante, si danno anche molto da fare, però noi non le conosciamo. Voi sapete che io invito dal Friuli a tutta l'Italia, le regioni d'Italia. Questa mattina abbiamo la Presidente di Confapi, Luana Teso. Saluto anche da Vedelago Giuseppe Romano, Sindaco di Vedelago, primo mandato centrodestra. Buongiorno Sindaco, come sta? Buongiorno, tutto bene, grazie. Quante donne ha nella sua giunta? 2. Solo? Madonna, Sindaco, siamo scarsi, siamo scarsetti, queste quote rosa fanno fatica, Ma sono 2 donne importantissime. Ah, ecco, ha passato il cerino grande, Sindaco. Allora, iniziamo proprio dalla Presidente Teso. Allora, Presidente, intanto grazie di aver accettato l'invito. Chi siete, cosa state facendo? Perché vi vediamo poco, so che fate tantissime cose, ma gli addetti ai lavori, lei a casa, sanno chi sono queste donne e cosa fanno? Prego, Presidente. Allora, grazie. Noi siamo un'associazione di imprenditrici femminili della piccola e media impresa e ci siamo costituite da poco, perché ci siamo costituite il 31 luglio, però siamo già partite con dei progetti importanti. Il primo progetto, che è Pari Incroci, finanziato dalla Regione Veneto, è un progetto che ci vede in prima linea per dare un sostegno alle imprenditrici, ma anche alle dipendenti, quindi a tutte le donne in generale. Abbiamo pensato di focalizzarci sia sul mettere le donne a conoscenza di quelli che sono i loro diritti, i loro doveri, ma anche le loro possibilità, perché ci sono donne che devono essere seguite da una fascia rossa, quindi donne che subiscono violenza, donne che subiscono mobbing, ad una fascia verde, che è una fascia molto più lieve, in cui hanno semplicemente bisogno di informazioni a cui rivolgersi, come associazioni che le possono aiutare nella gestione degli anziani, nella gestione, ma anche semplicemente nel richiedere un pulmino per accompagnare un anziano e non doversi assentare dal lavoro. Questo è un progetto molto importante a cui stiamo lavorando da gennaio e per il quale contiamo anche di fare informazione. Ad esempio, ci sono donne che si separano, donne che non sono indipendenti economicamente e che si ritrovano a dover gestire vita quotidiana, economica, famiglia, lavoro, e magari non sanno nemmeno leggere la loro busta paga, non sanno nemmeno quali sono le loro modalità di approcciare ad un contratto, quali sono i diritti che possono chiedere al datore di lavoro e come il datore di lavoro può andare incontro, perché molto spesso si tratta di aiutarsi, di venirsi incontro. In effetti noi leggiamo di queste donne, di queste persone anche ammalate, questa donna, un tumore al seno, licenziata, non so se lei ha sentito questo caso. Lei capisce che fa venire i brividi nel 2024, soprattutto con tutte le associazioni che abbiamo che dovrebbero occuparsi di quello che sta dicendo lei. Perché voi l'avete fatto? Perché vi siete accorti che in questo programma molto importante c'è un buco. Manca la rete. Manca la rete e la rete è fondamentale. Sindaco Romano, perché manca la rete? Perché si fa così fatica a fare squadra, a capire che anche i sindaci specialmente, che sono quelli in prima linea nel territorio dove il cittadino si appoggia, se non avesse il mondo del volontariato farebbe molta fatica, ma questo mondo del volontariato molto diviso, molto politicizzato anche, forse sarebbe utile di capire cosa fare tutti insieme per la comunità, una comunità che è molto in sofferenza. Cosa dice il Sindaco Romano? Ma guardi, a Vedelago ci sono 130 associazioni di volontariato, quindi noi abbiamo sempre detto che il volontariato è la spina dorsale di questa società. Io credo che non riusciremo a dare nessun tipo di opportunità, servizio, soluzioni a famiglie e persone, a chi è più in difficoltà senza il volontariato. Quindi credo che dovremo, ha ragione la signora del Confapi presente, dovremmo fare sempre più rete, dovremmo cercare di organizzare sempre meglio questa soluzione, perché altrimenti andremo sempre più in difficoltà. Le amministrazioni comunali non riuscirebbero mai a dare delle risposte ad un territorio senza avere il volontariato, quindi dovremo fare sicuramente molto di più con il volontariato e per il volontariato, quindi dovremo anche tentare di fare una rete. Noi ci stiamo provando qui a Vedelago attraverso una consulta del volontariato, cercando di fare rete, ma capisce
quanto difficoltà è mettere assieme 130 associazioni di volontariato che abbiamo noi, ma ci proviamo perché credo che dovremo assolutamente farlo. E tra parentesi, proprio l'assessore al volontariato e al sociale è una donna, per cui sono sicuro che le donne da questo punto di vista ci danno sicuramente una grande mano, a prescindere che siano 1, 2 o 3 o 4. L'importante è che queste donne, che sono sicuramente in gamba e molto preparate, diano quell'apporto necessario a dare queste soluzioni. Vede, Sindaco, il problema è che noi abbiamo questi organi che dovrebbero occuparsi di questo. Non faccio nomi, sennò viene fuori una polemica che mi sparano addosso. Però non fanno altro, fanno la visibilità per loro. Io molte volte sono andata, poi non sono più andata da nessuna parte, ho delegato il mio vicepresidente, il dottor Leopoldo Bottero, perché se devo entrare ad un tavolo e sentir parlare solo di soldi e di visibilità, io anche sto a casa. Infatti io ho il coraggio di dirle queste cose, perché vedi, c'è anche il silenzio, la paura di parlare quando sei attorno a un tavolo. Sì che senti che parlano i soliti noti e cosa chiedono? Soldi e visibilità. Ma mi sembra che soldi ce ne siano parecchi in abbondanza. Il problema è cosa fanno con questi soldi queste associazioni. Io faccio vedere tutto senza nessun problema, il 5 per 1000, gli assegni che diamo a fine anno per aiutare le famiglie in difficoltà, grazie al 5 per 1000, l'emporio solidale che ho, l'unico emporio solidale all'interno di un ente pubblico in Italia, con 1000 paletti, perché è logico, no? La visibilità. Ma scusa, che problema c'è? Fatti vedere, fammi sapere chi sei, cosa fai. E soprattutto, ecco, questo volontariato con una burocrazia che ha soffocato, Sindaco, e lo dico anche al Presidente, proprio quelli bravi, i volontari veri, i volontari che da una vita facevano questo senza chiedere nulla in cambio, diversamente giovani quasi tutti, hanno dovuto lasciare, perché la burocrazia, questa fiscalità, ha impedito loro di volare un'altra volta. Ma le sembra corretto? Le sembra corretto che sentiamo parlare che negli ospedali ULSS verrà tolto la famosa S che è sociale, e capire cosa fanno con questa S tolta? Voi ne siete i responsabili, Sindaco, però sarete voi che avete sto problema e nessuno sa niente. Perché? Perché sta nascendo forse il re, la regina, il castello e tutti i principini attorno. Tutto il resto è plebe. No, Sindaco, io non ci sto. Io voglio sapere, siccome tutti sono in stato confusionale, però questo avverrà, questi soldi a chi verranno dati, chi saranno i prescelti? No, perché la trasparenza dovrebbe essere ma di rigore su queste cose qua. Cosa dice Presidente? Non abbiamo proprio il diritto di sapere chi fa parte del mondo volontariato, perché hanno fatto un minestrone, dentro c'è tutto, fondazioni cooperative, onlus, di tutto e di più. E invece una cosa seria il volontariato. Mi trovo perfettamente d'accordo, io peraltro sono psicologa, quindi nell'ambito sociale sono più di 20 anni che ci lavoro. Diciamo che molto spesso dietro l'associazione di volontariato non c'è più il vero volontario di una volta che si avvicinava per volere fare qualcosa, ma ci sono degli interessi politici, ci sono delle indicazioni di massa, di genere da parte di qualcuno, e quindi anche le associazioni, i volontari stessi faticano ad avvicinarsi a determinate associazioni perché non comprendono nemmeno quale ruolo potrebbero avere. Cioè, se lei mi dice io oggi voglio fare del bene, dove vado? Chi scelgo? Come mi oriento? Voglio dedicare 2 ore del mio tempo libero a qualcosa. Lei dove andrebbe? Come farebbe? Non è facile districarsi, perché attraverso la parola sociale, purtroppo, non sempre si nasconde un vero interesse sociale. Sentiamo anche il Sindaco Romano. Sindaco, cosa dice? Non sarebbe ora di far chiarezza chi fa cosa e chi è? Perché se tutti facciamo tutto, alla fine ci troviamo con un pugno di mosche in mano e troviamo come, ripeto, il diversamente giovane, come dice la Presidente, che non sa a chi rivolgere e chi chiama Sveglia Veneti, chi può, chi sa. E allora la Mirella si attiva, e lei lo sa, con i sindaci, come ieri mattina ho detto scusa, ha chiamato questa signora in diretta. Cosa faccio? Andate a controllare. È vero o non è vero? È un problema vostro. Io però sono in dovere di fare la segnalazione.
ma la devo fare io, e questa signora deve chiamare Sveglia Veneti per capire cosa può fare con questa ragazza invalida. Ma stiamo scherzando, con tutte le associazioni di volontariato, siccome che fanno tutto, fanno tutti, e questo è il risultato. Prego, Sindaco. Intanto credo sia sbagliato ragionare che fanno tutto, perché i tuttologi dal mio punto di vista non esistono, ci vogliono delle persone preparate. Credo che la signora del Confapi abbia appena detto che ci vuole preparazione e ci vuole un grande spirito di sacrificio. Io porto però degli esempi che secondo me sono anche virtuosi ed interessanti, nel senso che credo che sia possibile trovare ancora delle associazioni che fanno veramente volontariato, lo fanno nel modo più corretto e lo fanno anche nel modo più giusto. Certo è che in qualche momento, in qualche situazione, è evidente che magari qualcosa sfugge, ma anche per l'eccesso di volontà da parte dei volontari di fare volontariato. Fare volontariato è complicato perché bisogna anche attenersi a delle regole di chiarezza, di trasparenza, ma anche delle regole di saper fare le cose. Non è che tutti domani mattina, perché vogliamo fare volontariato, facciamo tutto quello che pensiamo di fare sia corretto. Ci sono delle regole, per questo che vanno rispettate queste regole. Però ripeto, credo che su questa questione del sociale, del volontariato e delle associazioni ci sia molto da costruire, ci sia molto da fare, e ben venga la chiarezza. Anzi, io credo che la chiarezza sia la cosa fondamentale su cui iniziare i percorsi, iniziare dei ragionamenti, perché senza chiarezza non si riesce ad andare da nessuna parte. Ripeto, ci sono tante brave persone, bravissime persone che si impegnano, magari a volte il loro eccesso di volontariato e di volontà travalica e magari sfugge qualcosa, ma io penso sempre, io sono un ottimista per natura, altrimenti farei qualcos'altro nella vita e dedicherei all'orto, passatemi il termine, ma credo che l'essere ottimisti significa anche cercare di capire e di incrociare queste realtà, cercando anche di convogliarle, di indirizzarle nella strada più corretta. Quindi ben venga la sua sveglia, mi passi il termine. Sveglia Veneti, grazie Sindaco. Sveglia Veneti, che metta l'accento, metta l'attenzione quello che si potrebbe migliorare in questa partita, in queste situazioni. Quindi ottimo il segnalare che ci sono delle situazioni anomale, perché poi sta a tutti, in primis poi sicuramente ai sindaci che hanno delle responsabilità sul sociale importanti, a trovare delle soluzioni. Quindi io sono, come ben lei sa, disponibilissimo a parlarne e a confrontarci su questi argomenti. E in effetti spesso gli ospiti che io ho, anzi quasi sempre, sono i sindaci, perché sono i diretti interessati al territorio, i responsabili della salute dei loro cittadini, però quelli, mi scusi Sindaco, che hanno la coperta più corta di tutti. E questo è inammissibile, visto che il cittadino si rivolge a loro, la provincia non si sa cos'è. Adesso sono i nuovi eletti, pensi che non sanno neppure, sono più di 10 anni che sono là con l'Emporio Solidale, non sanno neppure che esiste l'Emporio Solidale, consiglieri provinciali. Perciò è tutto un dire, anche il passaparola che è stato fatto in questi anni, forse perché a qualcuno questo sociale disturba. Presidente, come commenta le parole del Sindaco Romano? Ma sono d'accordo, mi scusi, sono d'accordo con quello che dice il Sindaco, ma alla base credo che il problema sia proprio una mancanza di informazione, una mancanza di condivisione. Ci sono veramente tantissime associazioni, sono molto valide, fanno molto per il territorio, a volte però non sono conosciute, non sono, diciamo, non vengono condivise nel modo giusto, e quindi rimangono associazioni che potrebbero avere molta più visibilità e non ce l'hanno. Ma di base la mancanza di informazione nell'ambito sociale manca un po' su tutto, ok? Non più tardi della scorsa settimana siamo stati invitati da una grossa azienda a fare un evento, un workshop sul ritorno al lavoro. Quindi la genitorialità dopo il ritorno al lavoro, cioè il ritorno al lavoro dopo la nascita di un figlio. E cosa non semplice. Assolutamente. E veramente la cosa bella è che siamo stati invitati da un'azienda che si occupa attivamente di questo e che fa realmente molto per questo. Ma la cosa strana è che molte persone non conoscono nemmeno le cose basilari, la possibilità per il papà anche di prendere il congedo dopo la nascita del bambino. L'avvocato che era presente quel giorno ha detto che siamo un 62% di papà che chiedono il congedo dopo la nascita di un figlio.
Ma l'altro 38% Dov'è? che ne ha diritto? Dov'è? Abbiamo allora il centralino perché è stato bloccato dal nostro Rinaldo che inizia ancora prima delle trasmissioni a mettersi in linea, è in coda, adesso apriamo il centralino. Vai Rinaldo! Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. In Veneto vede centinaia di associazioni di volontariato, ma i politici devono stare fuori dal volontariato, perché se no diventa un serbatoio dei voti. È politica sul volontariato, rovina tutto. Bisogna che si renda la gente che lo fa col cuore, non con l'interesse dei voti di domani. Ma ho tanto un anno, non sogno e lo conosco, andavo a portargli da mangiarmi al volontariato, a Betania, alle suore a gratis, negli anni 60, voglio dire, e tutto andava bene, poi Areti era fuori che aspettava, sapeva dove andare e non aveva mezzi di comunicazione. Adesso basta stuccare un bottone, ti sa tutto di tutti. Che motivo che c'è di non dare l'informazione di un po' a che ha bisogno di un servizio, di una mano, di una roba? Bisogna che il ciamma sta a misura che il tiro pronto sta a aspettare e musichetta, ma è cosa? Bisogna alzarsi i volontari, saranno loro, e loro i responsabili, conosce la gente, i suoi bisogni, conosce tutto. Grazie Rinaldo, sei stato chiarissimo, fammi andare avanti, ti ringrazio. Sindaco, il problema è che bisogna capire chi fa cosa. Allora, se noi iniziassimo a dividere a fasce il volontariato, tu cosa fai? Trasporto alle persone? Perfetto. Tu cosa fai? Borsa della spesa, emporio solidale? Perfetto. Tu cosa fai? Assistenza. Perché sennò non ci siamo. Perché è il sistema che si è ingrippato, Sindaco Romano. Nel senso, io ho avuto il responsabile dei medici di famiglia, il dottor Gorini, che adesso manderemo una lettera in regione per vedere se riusciamo a fare chiarezza, che giustamente è la mia domanda: ma mi scusi, dottor Gorini, quando il paziente viene dimesso dall'ospedale e viene da voi sapete chi chiamare in caso di necessità di quello che ha bisogno questa persona, se magari è da sola in casa, non ha familiari oppure i figli sono lontani? No, Mirella ha detto, noi non abbiamo nessun elenco di associazioni di volontariato. E quando io sono stato anche ad un tavolo c'era un'associazione che non c'entrava niente con noi perché chiudeva il venerdì pomeriggio. Perciò il mio paziente che aveva bisogno il sabato e la domenica non poteva essere d'aiuto perché non faceva quello. E allora ho detto, scusate, ma io non ho bisogno di questa. Ma capisce che non ci siamo proprio, Sindaco Romano? Allora adesso faremo una lettera in regione con i responsabili dei medici di famiglia su mia proposta di dare ai medici di famiglia le associazioni di volontariato che ci sono, in maniera che anche il medico di famiglia ha un obiettivo sicuro, che è quello di aiutare il suo paziente, e sa chi indirizzarlo. Se questo ha bisogno di andare a fare la spesa o di andare dal medico, c'è chi fa il trasporto, e se è anche persona diversamente agile abbiamo anche quello. Dove vuoi andare? Ma io ho pochi soldi, voglio andare in un emporio solidale, in una parrocchia. Facciamo il trasporto, ma se tutti facciamo tutto, perché così ho visibilità, basta vedere anche nella pandemia, tutti portavano a casa il mangiare alle famiglie, borse, non si capisce come, dove, magazzini pieni di roba che non c'entravano niente, chissà dove sarà. Capisce, Sindaco, che la gente poi fa fatica ad avere quello che gli aspetta di diritto perché non conosce? Ma com'è possibile che i medici di famiglia non abbiano l'elenco? Ho detto anche nelle farmacie, il farmacista che dà questo foglietto, nome, cognome, scritto. Ma non ci vorrà mica la luna, Sindaco? Cosa dice, Presidente? Sono io che sbaglio? Oppure c'è qualcuno che non vuole sentire, non ascolta, e poi siamo così con l'anziano che dice adesso cosa faccio io da solo? No, io non credo che lei sbagli, credo che però sia un po' utopico quello che lei dice, perché è molto molto difficile che venga concretizzato. Con tutta la buona volontà, e non sempre c'è qualcosa nelle retrovie, eccetera, però c'è proprio una mancanza di coordinazione, una mancanza di informazione, e c'è io faccio questo, tu fai questo, ok? Quindi finché ragioniamo così diventa molto molto difficile.
Perché appunto poi non si arriva ad aiutare la persona, poi c'è la privacy, lei ne sa qualcosa, Presidente. I servizi sociali dicono io non posso dare il nome e il cognome perché se non è richiesta del familiare il nome e il cognome no. E allora che aiuto possiamo? Allora la privacy dove dovrebbe essere tolta c'è, dove dovrebbe essere messa non c'è. Capisce che il cittadino a casa è proprio depresso perché sente, è una persona di buon senso, è una persona che ragiona il sistema che si è increppato. Perché? Perché la politica è entrata a gamba tesa dappertutto e invece di fare chiarezza fa confusione perché non ha addetta ai lavori. E se noi abbiamo assessori o sindaci che non capiscono il problema, che c'è una popolazione che sta diventando sempre più diversamente giovane, con acciacchi, con problemi, noi non ne andiamo fuori, ma non solo i diversamente giovani, anche i ragazzi dove vanno, cosa fanno, cosa offriamo? Cosa offriamo loro se sbagliano? Prego, Presidente. Lei ha toccato una cosa, secondo me, ha detto una cosa molto importante. Il Covid ha cambiato moltissimi meccanismi. Quando c'è stato il Covid, il sociale ha avuto un'esplosione, no? Quindi sembrava che veramente ci fosse il tutto per tutti, il grande aiuto, eccetera. Finito il Covid, si è tutto sgonfiato e quindi le persone si sono ritrovate a non avere più nemmeno l'idea di quello di cui hanno bisogno, con la difficoltà e la depressione che per molti ha portato, con l'isolamento e la solitudine che in molti ha portato e tutto quello che sembrava, i passi avanti che sembrava fossero stati fatti nel sociale, poi sono stati abbandonati in molte occasioni purtroppo. E noi vediamo e questo la non solitudine. è colpa delle associazioni, ma è colpa un po' di tutto. È la solitudine che dilaga ovunque e comunque. Adesso parliamo proprio di donne imprenditrici. Allora, le donne imprenditrici forse hanno anche un raggio molto ampio che fa parte del nostro DNA come donne, io lo dico sempre, che è una visione molto più aperta. Il problema è se riescono ad arrivare a centrare l'obiettivo che è quello di aiutare specialmente le persone, le famiglie in difficoltà. Io all'Emporio Solidale, Presidente, mai avrei immaginato di vedere famiglie con 2 persone che lavorano che non riescono ad arrivare a fine mese, perché abbiamo degli stipendi bassissimi, e la vita è costosissima, i figli veramente crescono e costano, gli asili non ne parliamo, la babysitter non ne parliamo. Ecco, questo aiuto dalla famiglia, anche come mondo dell'imprenditoria femminile, cosa intende fare? Prego, Presidente. Allora, noi stiamo cercando di fare molta informazione su questo, stiamo avviando tantissimi progetti proprio per questa problematica. È vero, le donne, ma non solo imprenditrici, sa, anche le donne dipendenti, ci troviamo tutti sulla stessa barca, non cambia molto, perché quando hai un figlio le difficoltà sono le stesse e sono i nidi che mancano, i costi esorbitanti, perché il costo del nido è veramente, veramente elevato. Troppo spesso ormai siamo famiglie mononucleari, quindi i genitori e i nonni o sono ancora operativi e lavorano o sono lontano o hanno delle patologie e quindi hanno loro bisogno di aiuto e quindi molto spesso c'è un 20% di donne che abbandona il posto di lavoro dopo la nascita del primo figlio, e guardi che è tantissimo perché è 1 su 5, e 1 su 2 alla nascita del secondo figlio. Sono dati veramente forti, perché per la donna questo significa non essere più indipendente economicamente, ma anche uscire da un contesto socioculturale, diventa solo ed esclusivamente mamma e moglie, quindi perde tutto quello che è il suo lavoro, il suo ruolo sociale. Io uso una frase che usa un professore che si occupa di terapia familiare, il professor Alfredo Canevaro, che dice: pater patrimonium, mater matrimonium. E già questo ci fa capire lo stereotipo sociale, ci fa capire che molto spesso la donna si trova a dover scegliere e non sempre volontariamente e consapevolmente, ma per necessità. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti. Io volevo fare una proposta. Se le associazioni lanciassero degli appelli, che se ci sono che dicano che se ci sono delle persone, giovani, anziani, eccetera, che possono per esempio un giorno alla settimana, 2, mettere a disposizione il proprio mezzo per accompagnare qualche anziano bisognoso a fare qualche visita, qualche esame, eccetera. E io per esempio io lo farei, cioè metterei a disposizione la macchina, accompagnerei
qualche persona che ha bisogno, andrei a prenderla e la porterei a fare una visita, a fare un esame, eccetera. Io lo farei volentieri, e come me ci sarebbero anche molti altri. Bisognerebbe che fossero organizzati anche in questa maniera. Buongiorno a tutti, grazie. Vedi Livio, e poi sentiremo anche cosa ne pensa il sindaco Romano. Il problema è che non sai, non hai capito cosa c'è nel territorio, perché per fare questo ti devi appoggiare giustamente a un'associazione di volontariato dove c'è anche un'assicurazione, hai capito? Forse hanno anche le loro macchine, perciò non serve che tu vai con la tua, però giustamente devi appoggiarti a un'associazione di volontariato. Allora, se Livio fa questa telefonata, vuol dire che a Livio questo mondo del volontariato non è arrivato, sindaco, perché sennò non avrebbe fatto questa telefonata. Cioè, non è che Livio deve cercare l'associazione di volontariato, è il volontariato che si deve offrire e far conoscere. Ma se non siamo uniti, come dice lei, il sistema non andrà mai avanti, come ha detto anche la Presidente. Non ci siamo, bisogna cambiare registro, capire chi c'è nel territorio, cosa fa e dirlo ai cittadini. Ma scusate, quando c'è da mandare qualche tassa, qualcosa, qualche avviso, nomi, cognomi, indirizzi li avete sempre, parlo in generale, non è che lo dica lei, sindaco. Quando c'è qualcosa di utile da mettere al corrente, il cittadino non lo sa. Mi ricordo quella signora che ha chiamato in diretta il sindaco che raccontava che nel suo paese ha fatto di tutto e di più. Lei ha chiamato in diretta e ha detto: scusi sindaco, io non sapevo mica che lei aveva fatto queste cose, sarei anche venuta ma io non lo sapevo. Capisce che davanti alle telecamere bisogna anche stare attenti, perché come ripeto il cittadino è molto attento a casa quando si discute e si raccontano anche delle favole a volte, no? Questa favola io non ci sto e chiamo. Prego sindaco Romano. Allora, guardi Mirella, lei ha sollevato un bel argomento, nel senso che è quello del coordinamento, dell'informazione, perché a volte è importante, e quindi la sua trasmissione è importante perché fa informazione, e credo che dovrebbe farne ancora di più di questo tipo di informazione, perché spesso e volentieri, da un lato, i volontari che sono immersi nel fare volontariato si perdono e non fanno la dovuta comunicazione. Da un altro lato fare comunicazione è diventato complicatissimo perché arrivano tutti i giorni 1000 segnalazioni di cose anche sbagliate e anche non fatte. Però mi permetto di ritornare un attimo sul ragionamento che ha fatto la dottoressa Teso, cioè sul fatto delle donne che hanno necessità di avere dei servizi, e quindi parliamo dei servizi alla famiglia, alle persone. Guardi, le do un dato così capiamo cosa stiamo facendo. È il nostro piccolo, evidentemente, nessuno vuole insegnare qualcosa a nessuno. Noi abbiamo istituito l'assessorato alla famiglia, stiamo costruendo 2 asili nido comunali in un comune di 17.000 abitanti e spendiamo ogni anno appunto per agevolare, per far sì che le donne, che sono parte fondamentale di questa società, e le garantisco che non sto facendo questo solo per una questione di spot elettorale o di spot, sono veramente importanti. Pensi al mondo del lavoro, noi abbiamo una necessità importante di avere persone che vadano a lavorare. Oggi c'è una grossa richiesta da parte del mondo del lavoro, e penso che lo sia Teso lo sappia, di trovare persone che lavorano. Le abbiamo, le avremo potenzialmente, potremo sfruttare, mi passi il termine sfruttare, o usare le donne che potrebbero essere importanti da questo punto di vista, non solo per la forza lavoro, ma anche per la capacità, la volontà, l'intuizione che hanno rispetto a determinati argomenti, e soprattutto sono bravissime soprattutto su alcune cose. Dobbiamo dare questi margini. Noi stiamo facendo qualcosa come amministrazioni. Le faccio un esempio. Noi stiamo facendo moltissimo accoglienza anticipata, tempo prolungato, asili nido, cioè tutti quegli elementi che mettono in condizioni una famiglia di avere più reddito, cioè avere non essere un monoreddito, di avere il doppio reddito, e quindi però dobbiamo fare di più per poterli aiutare. Quindi questa è la strada che noi ci stiamo dando attraverso appunto anche un assessorato alla famiglia che, come le dicevo prima, è gestito da una donna, perché le donne da questo punto di vista sono sicuramente molto molto più brave di noi uomini. Abbiamo Mirella da Riese Più Decimo. Ciao Mirella.
Ciao Mirella, buongiorno. Ciao. E allora voglio dire una cosa, io ho 73 anni, no? Ed è 2 anni che sono andata in cerca di uno perché mi porta a casa la spesa, perché siccome che faccio fatica a portare su la spesa a secondo piano, ecco, ho girato qua a Riese 2 supermercati, ho chiesto se me posso portare a casa, se possono portarmi a casa la spesa, hanno detto di no. Ho dovuto chiamare in un altro paese e un signore mi ha detto di sì. Pensa che è una disperazione, che un'anziana che vive sola, che ha bisogno di qualcuno che ti faccia un piacere o portarti a una visita, è fatica a trovare. Grazie Mirella, sei stata Ciao, molto Mirella. chiara, ti ringrazio di questa telefonata che mi mette benzina sul motore, perché allora quello che dico è vero, sarà che tocco con mano, qua avendo la fortuna o la sfortuna, non so, di avere questo emporio solidale, capisce che i problemi li sentono. Io lo dico anche alla Presidente Teso, io ho chiesto molte volte alle pari opportunità cosa stanno facendo, perché non le sento, non le vedo. Sono a 50 metri da me in provincia, ho mai viste una volta, anche se le ho invitate, perché capisci il tema povertà, solitudine, lavoro, richiede risposte. E se tu non le dai, è un problema tuo, perdi punti, perdi visibilità. E allora ecco che non avviene il confronto. Il confronto non avviene e poi sentiamo Mirella cosa dice. Allora noi abbiamo un mondo che si riempie di tutto e di più, noi facciamo tutto, ci siamo e poi abbiamo, come se avete sentito Livio, che dice io vorrei fare il volontario, ma come faccio, dove vado? Perché Livio non sa. E non è Livio che deve andare, è il mondo del volontariato che si deve avvicinare a Livio. Come? Facendosi conoscere. È questa la fortuna che abbiamo, che dobbiamo avere la possibilità di non fare il campanile, ma di farci conoscere chi fa cosa. E allora anche Livio potrebbe fare il volontario, ma non lo sa, poveretto, e da solo non può farlo. Prego, Presidente Teso. Sì, allora il discorso di Livio è una realtà concreta, nel senso che volendo fare volontariato ci sono talmente tante regole a livello di assicurazione, a livello di sicurezza, a livello proprio che non puoi prendere una persona e caricarla nella tua macchina, perché se ti succede qualche cosa poi ovviamente sei responsabile tu. Quindi per forza di cose bisogna andare in un ambiente, mi passi il termine, istituzionalizzato, com'è l'associazione, che ha tutte le sue assicurazioni, che ha tutte le sue certezze, a volte hanno anche delle macchine proprio a disposizione. Però è chiaro che per andare all'associazione devo sapere dove voglio andare e soprattutto chi mi può aiutare. Allora, un'altra cosa che volevo chiedere prima di andare in pubblicità, Presidente Teso, è questa donna e il lavoro. Noi abbiamo fatto molti passi in avanti, però abbiamo ancora questi stipendi che sono diversi dai stipendi degli uomini e questo è inaccettabile. Nel 2024, occupandosi della stessa cosa, vediamo queste due diversità. Lei come Presidente Confappi cosa intende fare anche per questo? Perché è un tema molto importante. Assolutamente sì, noi quando siamo partiti in questo progetto Pari Incroci di cui le stavo parlando, siamo partiti proprio dal concetto del capitale umano, dal fatto che le donne quando entrano nel mondo del lavoro in media hanno un 5% in meno di parità di ruolo, a parità di mansione e anche di formazione culturale, quindi laureata eccetera, hanno un 5% in meno circa di stipendio rispetto all'uomo. Il problema è che poi negli anni questo stipendio, questo divario aumenta ancora di più, soprattutto dopo una maternità o soprattutto quando in certe posizioni la donna non arriva ad ottenere un posto di lavoro. E questo è un problema molto molto importante, perché ci porta a pensare che quando andremo in pensione saremo tutte più povere. Certo. E quindi avremo una pensione che non ci consentirà di vivere in un modo adeguato. Anche perché mi sembra che il costo della vita sia aumentato in maniera esponenziale e con questi stipendi, ripeto, 2 persone con 2 stipendi non riescono veramente ad arrivare a fine mese. Per fortuna
che hanno capito di non vergognarsi di prendere questa borsa della spesa. Noi poi, essendo anche in provincia all'interno, è anche un posto molto riservato, ecco, si affacciano di più, hanno il coraggio, c'è la vergogna, c'è un po' la dignità, no? Che non dovrebbe esserci, però abbiamo ancora quest'idea che non dobbiamo vivere di sussistenza, non dobbiamo chiedere, questo è sbagliato, dobbiamo anche imparare a chiedere aiuto, perché è fondamentale. E soprattutto dovrebbero essere, Sindaco Romano, i servizi sociali che si appoggiano al mondo del volontariato per essere aiutati e supportati, visto i numeri che anche lei ha dato. Non è che queste persone che lavorano all'interno dei servizi sociali possono dare risposte, perché sono pochi, perché sono spesso anche non li trovi in ufficio, devono uscire. Ecco, forse appoggiandoci, io dico sempre, io ho le sentinelle. Chi sono le sentinelle? Sono le persone che vengono all'Emporio Solidale, perché noi quando facciamo l'accoglienza diciamo soprattutto una cosa importante: se tu vedi qualche situazione dove abiti vicino a te che è in difficoltà, tu fai la segnalazione, poi ci arrangiamo noi a capire come fare per avvicinare questa persona. Ma se tu vedi che c'è questa difficoltà in questo condominio, in questa strada, in questa via, tu segnala e funziona. Perché poi le sentinelle sono queste. Allora il mondo del volontariato, Sindaco Romano, dovrebbe essere da sentinella per il servizio sociale, nel senso che il servizio sociale segnala, lui va a vedere cosa c'è all'interno di questo appartamento, ecco, quali sono i problemi, come si faceva durante la pandemia. Noi portavamo la borsa, nel momento che aprivi la porta vedevi chi ti apriva. Ecco, anche nella massima sicurezza io collaboravo con la Croce Rossa e capivi cosa c'era all'interno di quel nucleo familiare, se era sola, se non era sola, se era pulito, se era sporco, perché sa, a noi basta un'occhiata, non è che dobbiamo girare con la lente per vedere. Quando hanno aperto la porta noi abbiamo già visto, perché è quello il volontario, con le antenne molto alte e dritte. Poi, come ha detto la Presidente, crollato tutto, ognuno è rientrato nei propri ranghi, fa le proprie cose e via. E la solitudine è aumentata. Prego, Sindaco. Come dicevo prima, voi avete perfettamente ragione nel sollevare questa questione. Credo che le sentinelle, come le hai definite tu, Mirella, siano importantissime e servono a tutti. Servono ai servizi sociali per capire poi ed anticipare il più possibile questioni che poi possono diventare difficili da gestire. Anticipare significa prevenire, quindi tutto quello che serve per prevenire un problema lo dobbiamo mettere in campo. Ripeto, però, da questo punto di vista oggettivamente qualche problema c'è, nel senso che c'è sicuramente un problema di informazione, c'è sicuramente un problema di coordinamento. Probabilmente io non ero sindaco nel momento in cui c'era il Covid e facevo qualcos'altro in quel momento, ma probabilmente in quei momenti di Covid si sono messi in campo tutta una serie di soluzioni, perché c'era quel problema come punto di partenza e si è andati ad incentivare queste cose. Poi, passato il problema, come spesso succede, ci si dimentica. Ecco, dobbiamo ricordarci di quel problema, dobbiamo ricordarci di quello che è successo in quel momento e partire da quei ragionamenti, perché purtroppo dal mio punto di vista dopo il Covid il mondo è cambiato in un modo velocissimo e anche inaspettato, per cui probabilmente in quei momenti riuscivamo anche forse ad intervenire. Oggi dobbiamo ritornare in quei contesti e capire se e come intervenire, e quindi le sentinelle vanno benissimo perché ci aiutano ad anticipare problemi ma ben più gravi di quelli che possono essere visti dopo. Abbiamo Giorgio da Paese. Ciao Giorgio. Buongiorno a lei e al suo ospite. Sì, voglio dire un fatto che mi è successo circa 17 anni fa. Prego. Buongiorno. Voglio dire che un fatto che mi è successo 17 anni fa. Sì. Lì è scritto Sveglia Veneti, ma mi sono trovato con un furgone, siccome che avevo comprato un duetto, no? E l'ho portato in officina, la parlo di 17 anni fa. Cosa è successo? Che si era innamorato del mio furgone e non me lo preparava, insomma, ecco.
ero d'accordo che da metà novembre al massimo a fine anno me lo dovevo preparare, e invece passa novembre, passa dicembre, gennaio, e a metà febbraio ho visto che non aveva intenzione di metterlo a posto, si è veramente innamorato del mio duetto. E allora cosa ho fatto? Lui ha detto: fra un'ora vengo a prenderlo e lo porto in un'altra officina. E lui in quell'ora lì cosa ha fatto? Mi ha preso il volante, siccome che avevo un volante d'epoca, diciamo che valeva sui 300-400 euro, e mi ha messo quello originale, e io una volta portato all'altra officina ho visto che mi aveva preso il volante, no? E tornai lì da lui e gli dissi: guardi che io ti faccio caso se non mi dai il volante, fai quello che vuoi. Poi cosa è successo? Che a mio figlio l'ha detto che mi denunciava. E insomma è il colmo veramente, un ladro che vuole denunciare, e questo succede in Italia. Beh, il volante era, anzi, ma mi servirebbe una fotografia del volante che era con quelli di una volta, quel classico che aveva il cerchio d'acciaio, che sì, mi scusi, sono un po' emozionato, col cerchio d'acciaio del classo e quel volante. Morale della favola, Giorgio, cosa vuoi dire? Perché devo andare in pubblicità. Una foto, no? Se qualcuno avesse una foto da mandarmi, le farebbe un gran favore, sei disposto a pagare anche 30 euro. Allora Giorgio, poi ti richiamo, lascia il tuo numero che poi richiamo. Grazie Giorgio, vedete? Ecco, questo vuol dire che le persone hanno bisogno di essere ascoltate. Non è il volante, è che questa persona ha subito un torto e questo torto fa male. Si emozionano a fare una telefonata, è già tanto, perché vuol dire che si emoziona ed è una bella cosa emozionarsi. Anche se è un ricordo di 17 anni, il torto rimane e lui vuole giustizia. Lascia il tuo numero, vediamo se qualcuno può aiutarti, Giorgio. Pubblicità. Siamo con Luana Teso, presidente Confapi Donne Imprenditrici di Treviso, e anche collegato da Vedelago Giuseppe Romano, sindaco di Vedelago, primo mandato centrodestra. Allora partirei da lei, presidente Teso. Cose importanti che veramente fra poco ci saranno, specialmente in questo mese che si ricorda molto la donna, il femminicidio, l'aiuto. Prego, presidente. Sì, allora sappiamo che la data del 25 novembre è la data storica per la violenza sulle donne. Noi stiamo creando un evento per il 14 di novembre che si terrà a San Donà di Piave, che è aperto al pubblico, perché abbiamo scelto una data diversa, perché riteniamo che si debba cominciare a parlare di violenza sulle donne anche oltre il 25 novembre. Non si può parlare di violenza sulle donne solo quando ci sono dei femminicidi, si deve parlare di violenza sulle donne anche durante la quotidianità, perché le donne possono subire delle molestie, del mobbing, possono subire tanti tipi di violenza, non ultimo quella psicologica, che a volte è ancora peggiore rispetto a quella fisica. E durante questo evento noi tratteremo il punto di vista sia dell'imprenditrice ma anche della dipendente. Ci saranno più interventi, saranno presenti anche delle autorità, e una su tutte che ha già accettato la dottoressa Donazzan, quindi vorremmo invitare lei e invitare tutti i suoi graditi ascoltatori. È una cosa veramente importante, perché bisogna parlarne prima, durante e dopo, sì, continuare, perché sennò qualcuno si dimentica. Pubblicità. E se mi togli la scritta forse riesco a capirlo. Allora, dopo aver visto questo, allora andiamo a vedere invece un servizio molto importante che è la Confapi Treviso. Andiamo a sentire e a vedere. Con API Industria Servizi abbiamo siglato un accordo con TIM per la digital transformation della piccola e media impresa. Abbiamo parlato di cloud, di
di sicurezza, di connettività, tutti i mezzi che servono per portare la digital transformation alla piccola e media impresa. Portare il digitale dentro le piccole e medie imprese, aiutarle ad entrare in mercati magari ad oggi ancora sconosciuti, cercare di cogliere le sfide del futuro, ovvero quelle del marketing digitale e dell'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma anche difendersi da attacchi informatici ed essere sempre di più al servizio del cliente. Ecco che cosa fa Apindustria. Digitalizzare vuol dire efficientare, vuol dire trovare economie di scala e aiutare le PMI a essere competitive rispetto ai nostri competitor stranieri. Sicuramente anche i numerosi bandi di agevolazione che sono a disposizione per gli investimenti possono dare quel booster, quell'aiuto anche al piccolo per fare processi di cambiamento importanti. Le sfide che oggi le imprese del territorio devono affrontare sono molteplici e per questo servono strumenti e conoscenze che non sempre si possono avere. Per questo Apindustria si mette a disposizione delle aziende che vogliono fare un cammino costruttivo insieme. Il nostro ruolo è quello di andare in visita alle nostre aziende associate, ma anche non solo associate che hanno delle esigenze, raccontare loro quali sono le opportunità in termini di digitalizzazione, portare loro delle soluzioni, proposte soluzioni casistiche che possono essere d'aiuto e trovare i bandi di agevolazione sia per fare l'acquisto della soluzione ma anche per formare i propri dipendenti, tutto in maniera finanziata. Un modo diverso di fare impresa, Presidente Teso. Cosa vuol dire per una donna fare impresa in modo diverso? Vedi, devi avere la possibilità di investire. Assolutamente sì. Devi avere la possibilità di avere una squadra che ti supporta. Non sempre la donna ha questo, non a caso vediamo sempre molti uomini che parlano. Questa donna è sentita ma forse poco ascoltata, forse avrebbe da dire molto di più, visto anche i problemi che vive. Prego. Sì, allora, intanto devo dire una cosa, che noi in Confapi veramente siamo molto ascoltate. Ha sentito parlare del dottor Zanon, però l'opportunità che noi abbiamo creando anche il Confapi Donna, che non c'è solo Treviso ma è anche Venezia e se ne stanno sempre di più nascendo, ci dà anche l'opportunità di focalizzarci realmente su quelle che sono le problematiche delle donne. Quindi è vero, in questo caso parlava il dottor Zanon, però ci sono stati moltissimi altri incontri in cui abbiamo avuto la parola anche noi come donne. Lo diciamo perché è importante. Perché veramente in Confapi abbiamo questa opportunità. La donna ha ascolto, l'imprenditrice ha ascolto. Ci hanno sempre supportato e ci stanno supportando in tutti questi progetti, quindi per noi è fondamentale. Noi non vogliamo dire l'uomo e la donna, noi vogliamo dire le persone, gli imprenditori. Io mi faccio portavoce dell'imprenditoria femminile perché conosco le tematiche e le problematiche che incontrano le imprenditrici donne. Però ne dobbiamo parlare insieme, perché solo facendo squadra e solo supportandoci possiamo ottenere qualche cosa. Sentiamo come commenta il sindaco Romano queste parole. Anche voi avete al vostro fianco l'imprenditoria molte volte perché vi supporta, è molto importante questo quando un tema, un progetto è da supportare. Prego, si può fare di più, sindaco, secondo lei? Perché abbiamo un'ottima imprenditoria. Io dico sempre, sa, Presidente Teso, che forse delle volte qualche yacht in meno e qualche palazzo in meno e magari aiutare più veramente quelle, anche le imprese, ecco, quelle nuove imprese, queste start-up meravigliose che abbiamo non sarebbe male. Cosa dice, sindaco? Forse che poi è sempre chiuso, magari è lo yacht parcheggiato perché magari è andato via con un altro. No, perché bisogna dirle le cose. Aspetta che la Mirella le dice, prego. Allora, parto dal presupposto che il miglioramento deve essere sempre continuo e sta proprio nell'ottica di tutti, deve essere nell'ottica di tutti, soprattutto degli imprenditori. Guardi, io condivido molto le parole della dottoressa Teso, semplicemente perché al di là del fatto che in questo momento sono il sindaco di Drago, ma sono soprattutto un piccolo imprenditore e credo che non ci sia differenza fra donne e uomini, ma dovremmo guardare, come ha detto lei correttamente, l'impresa, l'imprenditoria. Quindi su questo dobbiamo investire, dobbiamo ragionare. Non a caso prima ho detto che dobbiamo creare tutte quelle condizioni perché anche le donne, assieme agli uomini, quindi assieme alla società, crescano. Dobbiamo quindi dare come amministrazione, come pubblica amministrazione, quelle opportunità perché così poi queste persone si possono dedicare a fare impresa, perché nel dedicarsi a fare impresa hanno bisogno di necessità di risorse economiche, di garanzie finanziarie e tutta una serie di questioni e anche di opportunità, chiamiamole, delle pubbliche amministrazioni, come dicevo prima, gli asili nido, la scuola e quant'altro, hanno di queste necessità, per cui non credo che sia la differenza sia fra uomo o donna, ma fra imprenditori e imprenditori, quindi dovremo fare tutto quello che serve
perché di piccole imprese il nord-est è diventato il nord-est trainante in Italia e anche fuori dall'Italia con le piccole imprese, quindi dovremo andare in questa direzione, quindi continuare ad investire in questa direzione. Ci sono tantissime start-up che nascono, quindi vuol dire che c'è un strato importante di imprenditori anche giovani che si mettono in discussione, quindi su questo dobbiamo continuare ad investire, non guardando se sono uomini e donne, ma guardando il fatto che sono imprenditori. Il problema grande però, Sindaco Romano, è che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Allora, tante belle parole, tante buone proposte, tanti bellissimi progetti, però poi non si realizzano, perché non si agisce. Noi abbiamo bisogno di azione, non solo parole, di agire, perché con le parole non si va da nessuna parte. Noi abbiamo bisogno di una classe politica che ragioni col buon senso. Cosa serve a questo paese? Cosa serve a questo territorio? Voi siete quelli che dovrebbero interloquire con loro, con i vostri senatori, con i vostri onorevoli. Li avete là, sono a Roma. Però non mi sembra che tutte queste risposte arrivano nell'immediato. Nell'immediato vuol dire aiutare questi sindaci e dare loro economicamente più potere, perché se lei non ha la possibilità economica, le parole le ha, ma non può fare. Cosa dice, Presidente? Bisogna agire, parole basta, siamo stanchi, i progetti ci sono, perché ci sono, e vanno supportati, perché se è un buon progetto lo devo supportare. Io non posso sentire quel sindaco che ha detto: sai Mirella, avevo un progetto bellissimo per un asilo nido, col PNRR non è stato approvato il progetto. Mi vuole spiegare perché il progetto non è stato approvato? Capisce il sindaco? Poi le domando: chi è che non ha approvato il progetto? Perché non è andato avanti un progetto, visto che il sindaco penso che sappia che progetto ha presentato? Ha detto era un progetto che aveva tutte le carte in regola per essere supportato e portato avanti. Prego, Sindaco Romano, poi sentiamo la Presidente. No, guardi, lei mi porta su un campo su cui credo di essere abbastanza preparato, nel senso che ha perfettamente ragione. Come le dicevo prima, noi siamo passati dalle parole ai fatti, nel senso che noi stiamo costruendo, li stiamo già costruendo, quindi nel 26 avremo 2 asili nido a Vedelago, non uno, una scuola materna nuova a Vedelago, non una. Però mi permetto di ritornare a una cosa che è importantissima per noi sicuramente amministratori, almeno secondo il mio punto di vista, è l'autonomia. Cioè, quindi quel percorso che oggi si sta facendo, che è virtuoso e ci dà la capacità e la possibilità di gestire in via diretta le nostre risorse. Questo credo sia un forte cambiamento che dovremo portare fino in fondo, perché è inutile ragionarci sopra. Il vero ragionamento è che noi dovremo avere anche la responsabilità delle risorse che i nostri cittadini pagano continuamente. Quindi è brutto sentirci dire: ma io pago le tasse, giustamente tu le paghi, ma poi non è che li gestiscono né le amministrazioni locali né tantomeno quelle regionali. Per cui quel percorso che si sta avviando fortunatamente attraverso questo ultimo governo di andare verso la proposta dell'autonomia differenziata, credo sia una delle questioni che diano o inizino a dare quelle risposte di responsabilizzare chi amministra da un certo lato, e dall'altro lato di mettere nelle condizioni questo territorio di avere quelle risorse necessarie per dare quelle risposte che abbiamo tutti bisogno di avere. Sì, però questo è un altro discorso. Io vorrei capire perché questo asilo, il progetto è stato bocciato, l'asilo non è né di destra né di sinistra, è un progetto che riguarda una cosa carente che è nel territorio. Vogliamo capire, perché io non devo essere fortunata, io devo avere quello che mi spetta di diritto. Questi fondi del PNRR, come vengono distribuiti? Cosa viene realizzato? Questa è trasparenza, Sindaco. Ognuno deve spiegare quello che si realizzerà con questi fondi. Prego, Presidente. Ma allora, io non sono una donna di politica, sicuramente il sindaco ha più informazioni di me. Credo che a volte, quando si fa un bel progetto, si debbano passare vari stadi, no? E molto spesso ci si ferma perché ci sono burocrazie, perché ci sono difficoltà, perché non si hanno veramente delle possibilità di andare oltre. Spesso quando si chiede di fare un asilo nido, di questo lo so perché ho fatto io un progetto psicopedagogico per l'apertura di un nido, vengono richieste delle grandi, tra virgolette, garanzie e non sempre si riescono a dare nel territorio perché mancano effettivamente
delle sicurezze in merito, perché poi quando si fa un nido ci deve essere del personale, si devono garantire le mense, si devono garantire tantissime cose, quindi non è solo un discorso economico, molto spesso è che possono mancare nel territorio tutte quelle che sono o vengono considerate a livello politico delle necessità. Allora, Sindaco Giuseppe Romano, come ci saluta? Ma guardi, la saluto dicendo che mi fa molto piacere partecipare a queste conversazioni, perché innanzitutto mi consentono di capire qualche altra problematica che poi ci sono in giro per il territorio, in giro per il nostro territorio. Quindi io devo ringraziare lei per questa sua disponibilità nel cercarmi e nell'essere vicini a noi. Le continuo a dire una cosa importantissima: continui su questa strada di informare, perché l'informazione credo sia una delle grandi questioni su cui dobbiamo investire di più. Sembra strano, ma l'informazione non sempre arriva nel modo più corretto, anche perché a volte viene distorta, mi passi il termine. Quindi io sono convinto che la sua iniziativa di Sveglia Veneti debba andare in quella direzione di poter informare il più possibile sulle opportunità, sulle situazioni che ci sono e sulle associazioni che ci sono in giro per il territorio, che mi credo sono tantissime, magari poco organizzate, poco coordinate, magari tutta una serie di cose su cui dobbiamo lavorare, però questo è un principio, un punto di partenza su cui dobbiamo lavorare tutti assieme. Grazie Sindaco Romano. Presidente Teso, come ci saluta? Vi saluto rinnovando il mio invito all'evento del 14 novembre, perché è una cosa in cui noi crediamo molto e magari più avanti potremo confrontarci su dei nuovi progetti, perché ne abbiamo veramente tanti in serbo per l'imprenditoria infemminile. Porte aperte, Presidente, grazie, quando vuole, come vuole. Grazie, pubblicità. Graditi ospiti, abbiamo collegato da Roma il dottor Maurizio Fiasco, presidente ALEA, Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e dei comportamenti a rischio. Grazie dottor Fiasco di essere qui con noi, veramente grazie. In presenza abbiamo Luca Sartorato, presidente CEIS, Servizio per le Dipendenze, Servizio di Pronta Accoglienza. Allora partirei proprio con Luca Sartorato, Servizio di Pronta Accoglienza. Ma ce la facciamo, Presidente, ad ospitare, ad accogliere tutte queste persone con le strutture che abbiamo, visto i numeri che ci sono in lista d'attesa? Mi guarda già con l'occhio storto, ma la domanda della Mirella era ovvia. Prego, Presidente. Bene, allora a Treviso esiste questo servizio di pronta accoglienza in Viale Felicent dal 1998. È l'unico servizio di pronta accoglienza nella provincia di Treviso, risponde alle esigenze e ai bisogni delle USL e dei servizi, quindi per le dipendenze di tutta la regione Veneto. Diciamo che nell'arco del periodo Covid e post-Covid abbiamo faticato a rispondere alle esigenze e ai bisogni delle famiglie, perché la lista d'attesa era significativa. Oggi nel 2024 la situazione sembra un po' più sotto controllo, nel senso che si riescono a fare degli inserimenti all'interno dei 20-30 giorni. Non è certamente una pronta accoglienza, ma bisognerebbe aumentare i posti letto per poter dare risposta ai bisogni dei cittadini. Al momento questa cosa non è possibile. Allora, prima di sentire anche cosa ne pensa il dottor Maurizio Fiasco, guardiamo questo servizio successo a Venezia, dottor Fiasco, e poi lo commentiamo. Guardia di Finanza, gioco d'azzardo. Andiamo a sentire. Sensibilizzare intanto la popolazione, in particolare la popolazione giovanile, dei rischi del gioco online in particolare. Alla luce di un fenomeno in crescita, quello del gioco d'azzardo in particolare tra i giovani, è stato siglato un protocollo triennale dal direttore interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza di Venezia, insieme all'Ufficio Scolastico Territoriale LULS3. Il gioco online è aumentato di 5 volte, il 500% negli ultimi 10 anni, e quindi quando significa che è aumentata la spesa ed è aumentata la perdita. Il gioco, quando induce una dipendenza, lo induce perché? Perché intanto dà premi sempre più frequenti,
quindi in meno tempo, e va a sollecitare una parte del cervello molto importante, che è quello della gratificazione, cioè il cervello tende a ripetere ciò che gli piace, e infatti la dannazione sono le vincite. Un settore spesso attenzionato dalle organizzazioni criminali. Il gioco è un ambito che suscita grande interesse per la criminalità organizzata, che vede attraverso il gioco la possibilità di ripulire i capitali illecitamente accumulati, quindi si presta bene a fenomeni di riciclaggio e quindi di pulitura dei capitali. Ecco perché è fondamentale che i ragazzi ne conoscano i pericoli. È importante all'interno delle scuole, questo è il senso del protocollo di oggi, creare la consapevolezza che col gioco non si vince, non si fanno i soldi facili, quindi intercettare da subito questo problema all'interno delle scuole, che poi sono lo specchio anche delle famiglie, è il nostro compito. Noi già lo facciamo da anni, però oggi siamo particolarmente lieti di fare questo protocollo. Saranno degli incontri appunto al mattino di circa 2 ore, dove appunto parteciperanno i rappresentanti, avete visto insomma anche il livello di preparazione sia dell'USL che dell'Agenzia e anche della Guardia di Finanza, dove esporranno in maniera anche semplice quali sono appunto i rischi del gioco d'azzardo e poi dei gravi danni che provocano la ludopatia, non solo a livello psicologico di salute, ma economico e soprattutto di disgregazione spesso purtroppo delle famiglie. Allora sentiamo come commenta il dottor Maurizio Fiasco questo servizio. Prego, dottor Fiasco. Diciamo è un lavoro da valorosi quello che viene fatto, ma è come cercare di svuotare il lago con il cucchiaino, insomma, no? Cioè bisogna insistere, ma il lago rimane, anzi diciamo questi giorni con la pioggia il livello sale. Mi viene da notare alcuni paradossi. Senza pubblicità dal 2019, perché è vietata, il volume del gioco d'azzardo, il volume dei giochi che gli italiani hanno praticato è aumentato del 70%, senza pubblicità. Non c'è bisogno di fare propaganda e la partecipazione al gioco d'azzardo aumenta sia nel senso che si cronicizza in alcuni strati della popolazione, giocano per più tempo, anzi diciamo più precisamente, la popolazione che partecipa ai giochi d'azzardo offerti legalmente non è aumentata, ma è aumentata la popolazione abitudinaria che partecipa ai giochi d'azzardo distribuiti capillarmente. All'interno degli abitudinari è aumentata la quota di coloro che praticano i giochi in condizioni di patologia. Come si spiega questo paradosso? Non c'è bisogno della pubblicità, non c'è bisogno di indurre, eppure il volume dei giochi aumenta. E insomma l'arcano si può svelare facilmente. Il primo arcano è dato dal fatto che questi numeri documentano di per sé l'estensione della dipendenza dal gioco d'azzardo. Non c'è bisogno di fare pubblicità alle sigarette per rilanciare il fumo delle sigarette. Chi è tabagista continua a fumare, chi è stato portato attraverso per esempio il viatico del tabacco surriscaldato, delle sigarette elettroniche, ad accostarsi anche alle sigarette tradizionali che non sono sostitutive, non ci sarà bisogno di fare propaganda alle sigarette, che peraltro è vietata, e continuerà ad aumentare il suo tabagismo. E così è per il gioco d'azzardo. Nel 2023 il gioco d'azzardo online è riuscito a far montare 80 miliardi di flusso di giocate, 80 miliardi di flusso di giocate per 9 milioni di persone che hanno un conto di gioco. E svelato uno degli arcani, c'è una dipendenza di massa. Questa dipendenza di massa consente la crescita costante, inarrestabile dei volumi di gioco. Poi c'è un altro mistero svelato. Sapete qual è la trasmissione più seguita di tutto il sistema radiotelevisivo italiano? Affari tuoi. Tutte le sere 6 milioni di persone sulla TV RAI, servizio pubblico, seguono Affari tuoi. Affari tuoi è una vera, raffinata, sofisticata pedagogia del gioco d'azzardo. Si dirà,
ma lì la gente non va a puntare soldi propri. È vero, si entra nel gioco senza pagare il biglietto, ma a un certo punto, quando il famoso dottore, che è questa figura archetipica, ti fa una proposta, ti dice se prendi 10, 15, 20, 30.000 euro e rinunci a proseguire del gioco, te li porti a casa. Quei soldi sono soldi effettivamente nella disponibilità del partecipante. E quindi se dice sì, me li prendo, la trasmissione è obbligata a erogarli. E qui anche le persone in partenza più razionali che cosa fanno? Rifiutano l'offerta e vanno avanti. Il banco, cioè il dottore, sa benissimo l'arcano, esattamente come tutti i banchi del gioco d'azzardo, di come stanno le probabilità, e quindi ingaggia la persona. Quindi noi perdiamo, esattamente come nel gioco che si distribuisce nelle strade, tutte le sere davanti a questa trasmissione, che cosa? La cognizione del valore del denaro. Ed è questo uno dei fattori essenziali. Quindi dipendenza di massa dal gioco d'azzardo legale e una parte anche illegale. Predicazione, la messa vespertina del gioco d'azzardo che tutte le sere va in onda a 6 milioni di persone, la trasmissione più seguita. Si è creato un senso comune per cui non c'è bisogno di fare altro che distribuirlo, e i clienti corrono ai botteghini, corrono agli tablet, corrono agli smartphone, corrono ai computer e giocano d'azzardo da remoto e anche in luogo fisico, esattamente come i fumatori fumano le sigarette a tabacco surriscaldato e quelle tradizionali con il pacchettino. Dottor Fiasco, però io ho l'idea, vorrei proprio un suo commento dopo anche quello di Luca Sartorato, che forse era un progetto che parte tanti anni fa, un progetto dello Stato, del governo, perché lo Stato siamo noi, poi il governo applica. Io l'ho pensato quando hanno chiuso i casinò. Hanno chiuso i casinò perché era il male in assoluto, quello che si doveva colpire, perché appunto induceva a quello che ha detto lei. Però cosa è successo? Loro avevano già programmato quello che sarebbe successo nel togliere il casinò. E perché dobbiamo mandarli in pochi posti, solo gli eletti o quelli che possono, qualcuno anche che non può, ma pochi, e non gli mettiamo tutti i piccoli casinò vicino a casa? E così lo Stato, siamo noi, ci rimette, ma il governo ci guadagna tantissimo. E cosa è successo? Sale gioco a non finire, tabaccai che vendono di tutto e di più, online, cioè mentre una volta erano 2, 3, 4, 5, in tutta Italia pochissimi, noi siamo sommersi dal gioco d'azzardo. Basta che uno esca la mattina e solo camminando, se anche fragile, è un invito continuo, coloratissimo, bellissimo. Quel momento che vedi questo tagliando ti fa volare. Provi, lei ha detto, perché tanta gente guarda la trasmissione? Perché qualcuno ha bisogno anche di evadere. Cos'è che offre in alternativa? Io ritorno anche bambino, voglio giocare, provo. E quante persone provano al giorno? Allora andiamo a vedere anche questo servizio, cosa è successo invece con questi biglietti, con questi italiani, questo sequestro che è stato fatto. Andiamo a sentire. Gratta e vinci illegali. Non c'è. Vendevano gratta e vinci normalmente come tanti bar, ma senza nessun tipo di contratto di autorizzazione per la vendita al pubblico. Ritirati dalla Guardia di Finanza di Treviso 715 tagliandi. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno infatti sequestrato in un locale di Silea gestito da persone di origine cinese oltre 700 gratta e vinci del valore dai 50 centesimi ai 25 euro che erano esposti alla vendita dietro al bancone. La ditta che gestisce il bar è stata segnalata dall'Agenzia delle
delle dogane e dei monopoli di Venezia per violazione della normativa sul gioco pubblico, con irrogazione di una sanzione amministrativa fino a un massimo di 10.000 euro. L'individuazione del locale è avvenuta incrociando l'elenco dei soggetti giuridici autorizzati alla vendita dei biglietti di lotteria istantanea e gli esercenti che sulla base delle risultanze del controllo del territorio li pongono effettivamente in vendita. Operazione della Guardia di Finanza finalizzata a prevenire e reprimere i fenomeni di abusivismo nel settore dei giochi. Presidente Sartorato, a lei il commento. Allora, noi non possiamo che ringraziare territorialmente l'USL 2 della Marca Trevigiana attraverso la dottoressa Fiorin, perché grazie a dei contributi governativi siamo riusciti ad andare per le scuole e spiegare ai giovani che in realtà tutta la questione del gioco d'azzardo è una questione studiata appositamente a tavolino e che ha una spiegazione scientifica sul fatto che il banco vince sempre. E quindi spiegando ai ragazzi, che sono persone intelligenti, che tutta la macchina che muove il gioco d'azzardo in realtà è uno strumento atto a fare in modo che il banco vinca sempre, e non è un caso che molte delle cose a livello governativo funzionino così, perché arrivano molte imposte e molti soldi all'interno del nostro governo, che una parte poi la riutilizza anche per la prevenzione. Sentiamo il dottor Fiasco, prego dottor Fiasco. Beh, è un progetto industriale che viene da lontano. I casinò, lei ha detto, hanno chiuso, ma hanno chiuso perché hanno fallito. Il Casinò di Campione, il più grande casinò d'Europa, nel 2014 ha dovuto portare i libri in tribunale e fu nominato un curatore fallimentare. Venezia ha lasciato il casinò aperto a Mestre e ha chiuso quello con gli specchi, quello celebrato nella filmografia, insomma, no? Il casinò di Sanremo è in rosso da un sacco di anni, esattamente come quello di Saint-Vincent, cioè le elite hanno smesso di giocare e il progetto industriale è cambiato dallo spremere come limoni i ricchi, le elite, e ricavare il massimo spremendo in basso, cioè è molto più profittevole far giocare milioni di persone, poco da tanti, piuttosto che tutto da pochi. Questo è stato il cambiamento, e un paese che non aveva un'attitudine a giocare d'azzardo, tant'è vero che nelle relazioni parlamentari fino ai primi anni 90, quelle del Ministero delle Finanze, ci si lamentava dello scarso gettito che veniva dal lotto, dalle lotterie e dagli ippodromi, eccetera. E gli italiani erano dei risparmiatori compulsivi piuttosto che dei giocatori compulsivi. Li abbiamo trasformati da risparmiatori, quindi risparmio per la famiglia, per l'azienda, per l'attività, per i figli, per il futuro, li abbiamo trasformati nei giocatori più eccessivi che abbiamo sul vecchio continente, sull'Europa, per un progetto industriale. Poi c'è un messaggio che il collega lì può spiegare meglio di me, una ingiunzione a doppio vincolo. Se vuoi avere i fondi per curare i malati di gioco, devi fare ammalare di gioco la popolazione, perché se la popolazione non si ammala di gioco non ci sarà il gettito fiscale e una parte di questo gettito fiscale non potrà essere destinato a curare chi è malato di gioco. Spiace dirlo, ma le regioni, tutte le regioni che 10 anni fa, 12 anni fa, entusiasticamente dopo il decreto dell'allora ministro della salute Balduzzi emanarono delle leggi severe per contenere questa deriva, le hanno in gran parte modificate e oggi chiedono addirittura di partecipare a una quota del gettito fiscale proveniente dai giochi. Questa quota è proporzionale al volume dei giochi sul territorio, quindi se loro con le loro leggi e i comuni con i loro regolamenti contengono il gioco avranno meno soldi. Insomma, per curare bisogna fare ammalare, per avere i soldi per curare bisogna fare ammalare. Insomma, è un cerchio vizioso che è il nuovo orizzonte e spiega questi maledetti 150 miliardi di gioco nel 2023 che saranno 165 probabilmente a consuntivo del 2024. Qui
l'impegno del CEIS, delle ULSS, da voi si chiamano ULSS, degli operatori è veramente eroico, però ripeto, è non neanche Davide contro Golia, ma è i volenterosi che tengono aperta la speranza davanti a una marea montante che è compito dello Stato e quindi anche dei rappresentanti del popolo cercare di fermare, perché anche questo è paradossale. In tutto l'emiciclo della Camera e del Senato non c'è un deputato, un senatore oggi che si intesta questa battaglia in difesa della salute pubblica, in difesa della condizione dei cittadini. Nel 2016 c'erano 130 deputati e senatori di tutti i partiti che se ne occuparono, adesso praticamente è stato fatto l'appello per ricostruire l'intergruppo degli eletti, ma mi pare che c'è stato scarsissimo entusiasmo e questo intergruppo non si crea, per cui diciamo l'autostrada è aperta e vediamo che succede. Insomma. Dottor Fiasco, però io vorrei anche capire questo. Le scuole, i ragazzi, si va tutto a scuola. Trovare il volontario bisogna recarsi a scuola perché là troviamo i giovani e ai giovani diciamo li invitiamo ad avvicinarsi al mondo del volontariato. Sono anni che lo facciamo, ma di giovani nel mondo volontariato ce ne sono pochissimi, tanto è vero che tutte le associazioni che io ospito sono in cerca di volontari giovani. Poi ci mettiamo la burocrazia, hanno fiscalizzato anche il mondo del volontariato, perciò difficile ancora di più anche per i diversamente giovani fare il mondo del volontariato. Abbiamo le ULSS, adesso nelle ULSS verrà tolto il sociale, l'ES nessuno sa cosa, come, nessuno ne parla, confusione totale. E andiamo a casa dalle famiglie. Questi genitori, che dicono che è difficile fare i genitori, che danno questo cellulare ai bambini a 4 anni e già iniziano a giocare, a fare i giochetti, però già è un inizio al gioco. Più che crescono e più l'avvoltoio è dietro l'angolo. Tu impara un po' alla volta a giocare che poi io ti porto dove dico io. Capisce che forse c'è qualcosa che non va, che dovrebbe essere rieducata la famiglia, i genitori più che i ragazzi? Perché se questo papà mi porta alle sale gioco, perché io li ho avuti ospiti e mio papà mi portava, ho iniziato da là, andare con lui e mi divertivo anche tantissimo e da là è iniziato il mio calvario. Quanti ragazzi fanno questo con i loro genitori? Perché il genitore è attento, no? Il figlio, se gioco io deve giocare anche mio figlio e intanto lo porto. Non è forse che dobbiamo lavorare più sulla famiglia e sui genitori invece che sui ragazzi? Perché tutto a scuola, solo a scuola, poi quando escono cosa trovano? Prego, dottor Fiasco. Allora, vorrei spezzare una lancia in favore della speranza, perché poche settimane fa io ho assistito proprio in Veneto, in quel di Verona, a un esperimento che mostra come si potrebbe rapidamente far uscire da questo cerchio vizioso l'età evolutiva, i bambini, i ragazzi e diciamo i giovani, anche in un rapporto positivo con gli adulti. Come? Passando dalla tristezza dell'azzardo alla gioia del gioco. A Verona per 2 giorni un grande quartiere popolare è stato inondato dai giochi antichi, cioè in tutte le piazze, le strade, gli oratori, i sagrati delle chiese, le piazze importanti, si sono fatti i giochi senza soldi, il palo della cuccagna, il tiro alla corda, campana, le marionette, insomma sono arrivate 20 comunità ludiche di altrettante regioni e hanno restituito le strade, i luoghi della quotidianità, i luoghi dove l'infanzia si incontra con l'adolescenza, con gli adulti, con gli anziani, cioè la città come l'abbiamo conosciuta noi coi capelli bianchi, cioè lo spazio dove avvenivano le relazioni umane e avveniva l'apprendimento. In quei due giorni non c'era un bambino, non c'era un ragazzo, non c'era un adolescente che si trastullava con lo smartphone. Cioè basta riportare i ragazzi in presenza, a socializzare,
a stare nei luoghi della loro quotidianità. Oggi pensiamo alle corti interne dei condomini, dei fabbricati, dei luoghi in cui si vive. Furono concepiti così per essere lo spazio della socialità, dove i bambini giocavano, incontravano gli anziani, incontravano tutti. Adesso ci sono i divieti che i ragazzi possano stare nelle corti interne, nei cortili dei fabbricati. Cioè abbiamo reso estranea la città agli anziani e ai bambini e ai ragazzi. Li abbiamo portati nell'isolamento delle loro camerette per 12, 13 ore, 5 ore, 6 ore davanti al videogioco. Gli abbiamo dato, invece dei giochi manipolabili, giochi che creano un'abilità, una manualità, una socialità, una relazionalità, gli abbiamo dato i giochi elettronici. Basta interrompere, o meglio, basta introdurre delle pause, cioè consentire ai bambini e ai ragazzi di scegliere tra il gioco elettronico e il gioco in presenza, il gioco fisico, tra la costruzione di giocattoli insieme ai genitori o i giocattoli puramente virtuali sul display. Non è che ci voglia molto, poi bisogna riorganizzare la vita quotidiana nei quartieri, nelle città, proteggendo gli spazi dove le persone si possono incontrare, dove le generazioni si mescolano tra loro. E il miracolo che sembra impossibile, io ho visto per 2 giorni realizzarlo proprio in Veneto da voi, a Verona, ma adesso è un movimento che si sta espandendo, per cui bene gli operatori delle dipendenze, bene gli operatori del volontariato, bene gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, che veramente tengono fermo un punto e quindi sono per noi un riferimento sicuramente utile, perché altrimenti non avremmo speranza. Però la responsabilità passa agli amministratori locali, passa ai rappresentanti elettivi del popolo, passa a chi veicola l'opinione pubblica, chi la rappresenta, compresa la vostra emittente, e quindi è una sfida che dobbiamo raccogliere, bandendo il pessimismo e mostrando quello che effettivamente nelle condizioni date si può fare. Sentiamo anche come commenta il Presidente Sartorato, parole importanti quelle del dottor Fiasco. Bisogna essere ottimisti, però bisogna investire su questo ottimismo perché diventi tale, ma si può fare unendo le forze, ognuno con la propria goccia nell'oceano. Prego, Presidente Sartorato. No, dovremmo prendere le parole del dottor Fiasco e utilizzarle all'interno di uno spot positivo, nel senso che non posso che condividere tutto quello che ha detto, partendo dalla base che è quella di promuovere attività di tipo educativo vero, senza utilizzo di situazioni artificiali, e allo stesso tempo cambiare la cultura e insistere anche sul mondo politico perché queste buone prassi diventino in qualche maniera delle buone prassi che siano quasi quotidiane o perlomeno non siano solo l'esperienza di Verona, ma possa essere abbracciata anche da altri amministratori che vedono attraverso gli occhi del futuro una possibilità di investire con i giovani in maniera sana e educante, partendo dalla scuola, ma non solo, perché credo che lo sport sia uno strumento assolutamente importante, ce lo siamo detti tante volte in questo studio, ma ecco, io credo che la cosa più bella del dottor Fiasco sia quella di testimoniare delle buone prassi operative che esistono e sono concrete e si possono toccare, perché davvero non sia una lotta, come si dice da noi, che in qualche modo prendi il cucchiaino e svuoti il mare, no? L'importante è dirci che c'è speranza, che ci sono delle azioni concrete che si possono mettere in campo, che ci sono persone soprattutto che vedono il futuro con una certa speranza e che non vogliono solo i soldi da parte dei cittadini. Ecco, abbiamo bisogno di tutti e abbiamo bisogno soprattutto di una buona politica territoriale. Allora, Presidente Sartorato, perché molti ragazzi si drogano, molte persone si drogano? Cos'è questo effetto che ti fa staccare la spina
e vivere una realtà che non è la tua, ma è una realtà che ti dà più tranquillità, a volte molta energia, a volte un'adrenalina che supera i limiti. Ecco, perché ci si droga? Nonostante molte associazioni cercano di far capire a questi ragazzi che sono strade impraticabili, alla fine pagherai il conto, prima o dopo il conto arriva, diciottenni che girano col pannolone perché non riescono più a controllare, ecco, dovute a questo uso di sostanze stupefacenti in maniera smisurata. Perché se ne parla così poco di quello che è la negatività delle droghe? Ecco, queste droghe che si fa fatica molte volte a liberalizzare perché c'è qualcosa che non ci dicono. C'è sempre un business, come nel gioco d'azzardo, così nelle sostanze stupefacenti. Anche tramite online tu puoi recuperare queste droghe, molte droghe sintetiche, dannosissime, abbiamo visto e sentito cosa può succedere, anche queste morti assurde che non danno pace ai genitori. Ecco, come vi comportate? Cosa dite a questi ragazzi? Ma loro riescono a capire veramente cos'è la comunità e cosa viene offerto dopo la comunità? Perché se io esco e non vengo preso per mano e accompagnato in altri percorsi, tutto il lavoro della comunità si affievola e non ho quello che io speravo di trovare e ricado nello stesso sbaglio che avevo fatto, perché è quello che trovo dietro l'angolo, subito pronto a offrirmi e farmi ricadere. Prego, Presidente Sartorato. Allora, in primis va detto che il CEINS di Treviso opera soprattutto in una fase post-comunità, nel senso che tutta la parte di reinserimento va fatto attraverso delle case alloggio che aiutano la persona a un grado di autonomia in qualche modo controllata, gestita, accompagnata e a volte anche guidata. Quindi in qualche modo la comunità non è la fine del percorso, ma è una tappa del percorso. Dall'altra parte, credo che il dottor Fiasco poi me lo confermerà, ci sono delle similitudini tra i comportamenti dei giocatori patologici d'azzardo e il sistema delle dipendenze legate all'abuso di sostanze. Ci sono alcuni meccanismi che sono molto simili e che portano, malgrado la consapevolezza della persona sull'abuso di sostanza, che lo affronti malgrado questa porti poi di fatto a stare male, no? In qualche modo il sistema gratificante, cioè la sostanza, non nasce mai a caso, come d'altronde non si gioca mai d'azzardo a caso, cioè il banco vince sempre perché il banco fa il calcolo. Il banco ha un'organizzazione a volte anche delinquenziale e con delle informazioni distorte che portano le persone a credere ciò che non esiste. La stessa cosa credo che valga anche per i meccanismi legati alle tossicodipendenze e a tutto il resto. Ecco, va detto che davvero noi crediamo molto nel percorso di accompagnamento delle persone, perché non è sufficiente semplicemente fare un percorso di comunità dove utilizzi le informazioni e la clinica e la diagnosi per quanto riguarda l'aspetto la usi come una palestra e poi metti in pratica attraverso la fase di reinserimento tutto quello che durante il percorso della comunità hai imparato come palestra, come esercizio di buone prassi. Presidente, ma forse la mia domanda che rivolgo anche a lei di lavorare più sulla famiglia, sui genitori, perché se questo ragazzo che cerca anche di uscire da questo tunnel non facile molto spesso, si ritrova a non avere questi genitori autorevoli, non autoritari, autorevoli. Tutto il percorso che facciamo è nullo, perché ricadrà di sicuro. Cosa offre? Allora io vorrei farvi vedere questo servizio, questo video al Teatro del Monaco, questo concerto, dottor Fiasco, dove hanno suonato questi tantissimi ragazzi dai 12 ai 22 anni. Ecco, questo è l'esempio che forse noi dovremmo portare nelle scuole per far capire che c'è anche un altro percorso che tu puoi fare. Andiamo a vedere il video del concerto del Monaco e poi lo commentiamo.
Penso un grazie profondo al presidente di questa orchestra che l'ha voluta, che la sostiene, che la supporta anche economicamente, che è Tullio Giacomini, un mio grandissimo amico. Questo maestro d'orchestra, il maestro Francesco Pavan, che fa capire l'importanza della musica. Allora, dottor Fiasco, vede quante cose si possono fare? Queste sono le cose importanti. Le scuole dovrebbero partecipare obbligatoriamente a questi concerti, vanno pure in gita scolastica con i professori quando vogliono. Perché non si può anche partecipare a questi concerti, a far vedere il lato buono dei giovani? Ha visto quanti ragazzi dai 12 ai 22 anni che suonavano, con quale impegno, eppure studiano, eppure sono all'interno delle scuole. Allora come mai le scuole non partecipano? Dottor Fiasco, questo mio grande amico che dice quanti paletti, Mirella, per far capire l'importanza della musica, della cultura ai giovani. Prego, dottor Fiasco. Ma insomma, lei sfonda una porta aperta. Mio padre era un insegnante di musica e la prima sede che ebbe fu il quartiere più svantaggiato e più sofferente di Roma, Nuova Ostia. Quando arrivò, posso raccontare questo piccolo aneddoto familiare, quando arrivò in questa scuola, che poi non era una scuola, era un edificio che era stato adattato per l'emergenza, in un quartiere popolato da persone tolte dai borghetti, dalle baracche, trovò una scena da 8 settembre, trovò le aule deserte, i ragazzi che sciamavano, il preside asserragliato nel suo ufficio, tutti impauriti da questi giovani, da questi ragazzi così vivaci. Mio padre era un insegnante di musica e naturalmente ebbe una forte empatia per questi ragazzi e insegnò musica. Questi ragazzi irrequieti, così diciamo stigmatizzati, in realtà con sul volto i segni dell'abbandono, della sofferenza, reagirono molto bene. Lui riuscì a ottenere in quell'anno scolastico più di tutto quello che poi ha ottenuto nella sua lunga carriera. Cioè in Perù vi è stato un altro maestro, che in Colombia lo stesso, che ha utilizzato la leva della musica, perché la leva della musica riesce a creare quel sentimento di gioia che è un attivatore di futuro, cioè che distoglie la mente da ciò che ci ha ferito, da ciò che ci ha fatto sbagliare, dai nostri stessi errori, senza naturalmente autoassolverci, ma ci consente di proiettarci sul futuro. Il collega, il presidente del CEISE, diceva una cosa molto giusta, cioè occorre se non ho interpretato male, occorre ricondurre a unità tutta questa materia. E l'unità da che cosa è data? È data dalla passione, dalla professionalità con cui si guarda alle giovani generazioni, non li si legge soltanto come portatori di problemi e di devianza, ma li si vede come portatori di grandi energie, di grandi risorse. Certo, il sistema degli adulti deve fare un passo in avanti serio, perché oggi è difficile comprendere il mondo giovanile, c'è una frattura tra le generazioni che è stata indotta anche tra le tante cose da questi progetti industriali e soprattutto dal fatto che le città sono diventate estranee ai loro abitanti, persino nemiche in certi aspetti dei loro abitanti. Comprendere l'età evolutiva significa entrare nell'orizzonte simbolico dei ragazzi, del bisogno di relazione, di apprendimento. Il sistema degli adulti significativi, deve recuperare una incompetenza davanti invece a una perversa competenza che ha l'industria. L'industria sa molto bene quali sono i miti dei ragazzi, sa molto bene quali sono i simboli da proporre ai ragazzi, quali sono le narrazioni, le immagini, gli esempi da replicare, ovviamente per il business e per farli diventare semplicemente clienti dei loro prodotti, siano quelli illegali, quale la droga, siano quelli diffusi illegalmente ma che hanno gli stessi effetti della droga. Si parlava del gioco d'azzardo, ma non abbiamo parlato per esempio dei videogiochi,
Gli attuali videogiochi sono videogiochi monetizzati con procedure similari a quelle dell'azzardo, cioè che impegnano e predispongono ad una dipendenza. Poi c'è il fatto che l'industria sa molto bene come realizzare le sinergie, cioè le dipendenze sono in cooptazione reciproca, assunzione di stupefacenti, tabagismo, alcolici, gioco d'azzardo, videogiochi e così via, cioè si potenziano mutualmente. Dobbiamo, come sistema degli adulti, sia che svolgiamo un compito specialistico, professionale, sia che svolgiamo un compito in famiglia, a quantomeno conoscere l'ABC di questa partita. Non so se ho 30 secondi, ma vorrei fare un esempio, anche questo positivo. A Noto, fino a qualche tempo fa, vi era un vescovo, che adesso fa un'altra cosa, Monsignor Staglianò, che aveva capito come le narrazioni, i simboli della giovinezza fossero incorporati in molte delle canzonette, chiamiamole così, delle canzoni che piacciono ai ragazzi e che vanno per la maggiore. Che cosa ha fatto? Le ha messe durante la sua omelia e dopo averle fatte sentire durante l'omelia svelava l'arcano che era contenuto in queste canzonette, chiamiamole così, e c'era il bisogno di rapporti paritari tra uomo e donna, c'era il bisogno di riconoscimento da parte dei ragazzi, c'era il bisogno di senso, c'era il bisogno di scoprire nella gioia la quotidianità. Ecco, era un esempio di un adulto competente in materia di ragazzi. In realtà non è che ci voglia poi tanto, se non una volontà di farlo e soprattutto una volontà di recuperare lo svantaggio che abbiamo davanti al marketing, no? Che utilizza i simboli, i richiami. E che regna sovrano, professor dottor Fiasco, ecco, purtroppo. Ma questa sovranità gliela dobbiamo contestare, perché altrimenti ha l'autostrada libera davanti. Allora, Presidente Sartorato, eppure questi ragazzi sono veramente bravi. Io sono convinta che sono tantissimi quelli bravi, anzi io ci credo, li nomino tutte le mattine, faccio vedere gli esempi positivi come questa mattina, perché sono convinta che questi sono i giovani. Tanto è vero che sabato sono andata in questo meraviglioso Luna Park, che è una tradizione, le fiere di San Luca, e con me c'era la piccola Lisa, questa ragazzina che sente ma non parla e che a un certo momento mi ha chiesto: voglio stare assieme ai giovani, voglio stare con loro. Allora cosa ho fatto? L'ho presa per mano e abbiamo iniziato a girare per il Luna Park, e quando vedevo il gruppetto di ragazzini e ragazzine, anche quelli che qualcuno ha paura di avvicinare perché hanno un modo di vestire particolare, e dicevo: ciao ragazzi, questa è Lisa. Lisa non sente, non parla, ma ascolta. La volete salutare? Voi non avete idea cosa io ho visto. Carezze, supporto, abbracci, ma soprattutto quello che ho notato, Presidente Sartorato, era il tocco. Il tocco che fanno questi ragazzi. Hanno bisogno di toccarsi. La prima cosa, toccavano Lisa con la mano, la toccavano, dicevano ciao, ma gli davano la mano. Non è che dicessero ciao e ferma. Davano la mano a Lisa e Lisa dava la mano a loro. Cioè, quanto è importante è il tocco, ecco, toccarsi, sentirsi. Guardate che sono segnali molto importanti questi. Lisa non la conoscevano, però nel momento che tu li hai messi di fronte alla fragilità, io ci sono, eccomi qua. Ciao Lisa, io sono Matteo, sono Giacomo, sono Luisa e ti tocco, ti saluto. Prego, Presidente. No, assolutamente. Adesso entriamo in un altro argomento, ecco. Ma è chiaro che ci sono delle situazioni molto complesse che i giovani devono affrontare, ma ci sono anche dei principi elementari che sono quelli della relazione, sono quelli del tocco, sono quelli dello sfiorarsi, delle carezze, sono anche i primi contatti che abbiamo avuto fin dalla nostra nascita. È chiaro che
una delle cose che diventano problematiche oggi è se sostituiamo il rapporto tra bambino e mamma e ci mettiamo in mezzo il videogioco oppure il film attraverso il cellulare, ecco che diventa un serio problema. Cioè sembra che in alcuni nidi, ecco, i bambini per poter alimentarsi abbiano bisogno di avere uno schermo davanti dove ci sono una serie di immagini. È chiaro che all'interno di questa cultura dovremmo, come genitori, porci un serio problema. E una domanda molto importante: che cosa vogliamo che i nostri figli diventino nel loro sviluppo dell'età evolutiva. Ecco. Se la dimensione nasce che gli diamo in mano un telefonino fin dalla nascita, in sostituzione del rapporto invece madre-figlio che viene in qualche modo disturbata dall'elemento cellulare, ecco, io credo che andremo incontro a seri problemi. Per contro invece ci sono queste belle iniziative, ce ne raccontate alcune, dottor Fiasco, qualcuna l'ha raccontata tu oggi ai tuoi telespettatori. Ecco, la speranza è sempre l'ultima a morire per quanto ci riguarda, noi lotteremo sempre perché le persone abbiano bisogno di carezze, di affetto, di vicinanza, di sostegno, di solidarietà, e questa è l'unica chiave che in qualche maniera ha contraddistinto e contraddistingue la vita di molti degli educatori che lavorano al CEIS di Treviso. Non è forse, Presidente Sartorato, e lo chiedo anche al dottor Fiasco, che questi ragazzi hanno bisogno di un grande Luna Park, invece di essere le giostre protagoniste, sono loro i protagonisti, dove si può suonare, si può cantare, si può dipingere. Io al Luna Park non ho visto i cellulari, Presidente Sartorato. Perché? Perché loro erano attratti a guardare chi arrivava, come era vestito. Le giostre, bene o male, non interessavano più di tanto. Io gliel'ho anche chiesto, anche l'anno scorso ho fatto questa domanda. Perché sei qui? Per salire sulle giostre? No, non me ne frega niente delle giostre. Per vedere i miei amici, per stare assieme. Queste sono risposte che mi hanno dato i giovani che io ho intervistato. E sono andata anche da quelli che qualcuno mi diceva: non te vorrà mica andare da qui. Non so se conosce bel dialetto, dottor Fiasco, Veneto, no, romano. Vuto andare da qui, ma si tu matta, sta ferma, non sta mia avvicinarti. Ecco, il paura di quello che si veste in maniera diversa. Ecco, già questo la dice lunga su quella che è il nostro, sarà anche profondo sud, ma quasi anche profondo nord, su quella che è la paura del ragazzino. No, quella là, guarda quanti gruppetti brutti che ci sono. E io con Lisa sono andata da questi gruppetti, sono andata dai ragazzi colorati e Lisa era felice e in quel momento non c'era la fragilità. C'era la vicinanza alla fragilità. Forse dobbiamo imparare da questi ragazzi che ci stanno dicendo cosa vogliono, Presidente Sartorato. Vogliono giocare, vogliono stare assieme, vogliono sentire musica, ma se qualcuno si è posto il problema perché ai concerti ci vanno così tanti ragazzi? Ma si è posto questo problema o no? Dottor Fiasco, cosa dice? Perché non so come devono gridare per far capire cosa vogliono. Prego, dottor Fiasco. Certo, e poi ci sono gli interessi che si mettono di traverso, no? Il problema è riorganizzarlo in maniera ordinata. Allora, qual è il mandato che i cittadini conferiscono ai loro amministratori? Perché è chiaro, il mandato che i cittadini conferiscono è quello di consentire alla comunità civica di avere un minimo di qualità della vita, e nella qualità della vita non ci sono solo le quantità, per l'appunto, c'è anche quello che accade nella quotidianità, quindi come riorganizziamo i tempi della città, come riorganizziamo gli spazi della città, come rendiamo la città disponibile a chi vi abita dentro. Tra chi vi abita, è banale dirlo, in primo luogo ci sono i bambini, i giovani, oltre che ovviamente gli anziani e i maturi. Questa città la rendiamo di nuovo il luogo dell'apprendimento delle regole sociali, dei comportamenti,
delle relazioni o la ingegnerizziamo ulteriormente, per cui separiamo i luoghi, gli spazi, le attività, perché sennò non ne usciamo davvero. E quindi insomma, poi ce lo dicono anche i dati, se voi parlate con l'ultimo parroco vi dirà che c'è stata una riduzione importante della partecipazione all'attività fisica in presenza nell'osservatorio, ai gruppi sportivi. Se poi andate a prendere il rapporto dell'Istat, l'Istat ci dice che c'è un aumento della sedentarietà dei bambini e dei ragazzi. Ma dottor Fiasco, lei pensi che ho avuto un giudice, il dottor Borile, che si occupa proprio di messa alla prova, che dice noi non possiamo obbligare, Mirelli, i ragazzi a fare sport, perché la legge ce lo vieta, non possiamo obbligarli. Allora io ho detto, ma però si obbligano a fare altre cose, allora, se ci vuole l'obbligo è un obbligo, oppure lo sport che si inizia dalla quinta elementare, prima no. C'è un crollo della partecipazione allo sport, c'è un aumento della sedentarietà da parte dei ragazzi, cioè questo è un allarme molto poco diffuso. L'Istat alla fine del 2022 ci ha dato un rapporto paradossale: mentre le attività fisiche aumentano per gli anziani e per le persone mature, si sono ridotte rispetto a prima della pandemia di 1/3 per i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Cioè le pratiche sportive stanno andando a picco. Continuiamo così, dottor Fiasco, vediamo dove andremo a parare. Allora devo correre, andiamo a vedere questo servizio dipendenze Marca. Andiamo a sentire, poi commentiamo col presidente Sartorato. Le persone non possono essere lasciate da sole rispetto a questo tema, e tantomeno le famiglie. C'è bisogno di investire in politiche educative che mirino a creare consapevolezza e prevenzione di tutte le dipendenze. È la fascia di popolazione tra i 40 e i 50 anni che afferisce di più ai servizi del CERD, Centro per le Dipendenze di Treviso, mentre sono sempre meno i giovani che chiedono aiuto, nonostante il consumo di droghe e soprattutto di cocaina sia in aumento. Sono molte le sostanze oggi disponibili sul mercato a favore dei giovani, e in qualche modo anche un prezzo molto accessibile. Età d'esordio delle dipendenze sempre più bassa, un aumento dei casi che si è registrato durante e dopo la fase acuta della pandemia. Il dato dell'US2 attesta che la fascia d'età media dei giovani che fanno richiesta ai servizi di assistenza va dai 14 ai 17 anni. Abbiamo 172 persone che sono seguite nei vari centri dal CEIS, con ottimi risultati, perché abbiamo un indice di rotazione molto importante. Ciò significa che si stanno liberando ovviamente posti per altre persone, e che queste persone poi sono state inserite nel mondo lavorativo e quindi fanno un loro percorso. Una mattinata di incontro con diversi specialisti per ribadire l'impegno comune, perché, come dicono, la sfida non è solo contro la droga, ma è una sfida educativa. Ripartire dalle relazioni con le famiglie e tra i ragazzi, relazioni che con il Covid sono mancate. Credo che la sfida futura, che significa poi partire dalle persone, quindi non dalle sostanze, è esattamente questa, cioè provare a costruire delle risposte che di fronte a problemi complessi siano risposte complesse. Allora, addetti ai lavori, informazioni importantissimi, ragazzi zero o quasi. Presidente Sartorato. Io penso che lei abbia organizzato questo tavolo importante dove i dirigenti scolastici avrebbero dovuto portare questi ragazzi, non solo loro ma anche le famiglie. Il problema è che non andiamo da nessuna parte. Perché? Perché se sei politicamente supportato, oppure la politica decide di fare un evento e muove il mondo, anche a livello locale, perché si muove il centro del potere, che è la politica che governa anche a livello locale, oppure non vai da nessuna parte. Tu fai delle cose bellissime e vi parlate tra di voi, perché i ragazzi non ci sono, ma voi vi rivolgete a loro. Come mai non arrivano questi ragazzi? Qual è questo anello
che manca sempre, che è quello, l'anello che riesce a fare squadra. Indipendentemente destra, centro, sinistra, ma perché la politica deve essere sempre in mezzo? Perché i dirigenti scolastici vanno dove vogliono, quando vogliono e come vogliono? E quando ci sono delle cose importanti non organizzate magari da chi fa parte del cerchio magico non ci sono? No, io mi pongo questa domanda in diretta davanti alle telecamere, vogliono rispondere o no questi dirigenti scolastici, che se qualcuno che conta batte il tempo ci sono e se qualcun altro batte il tempo non ci sono? Presidente Sartorato. Ora, queste sono domande che dovresti rivolgere direttamente al MIUR. Glielo farò. E nei rappresentanti trevigiani, perché in vari tavoli ci siamo anche incontrati in prefettura e in altre situazioni, quindi i rappresentanti ci sono e sul perché di alcune scelte credo che sia corretto che la questione sia rivolta a loro. Va anche detto, che diceva prima col dottor Fiasco, che durante la crescita dei bambini c'è un'attenzione particolare, almeno nel Veneto, nel nostro territorio, che durante il percorso delle elementari, e questo è un appello che faccio agli amministratori, durante il percorso delle elementari le famiglie mandano i bambini a fare sport. Qual è il problema? Il problema nasce durante le medie e l'accaduta, e ci sono tutta una serie di dati che confermano, scientifici e matematici, che dicono che i giovani iniziano ad abbandonare lo sport dall'età delle medie e poi c'è un dramma nell'età delle superiori. Quindi un appello che faccio è che aiutino e sostenino le associazioni sportive dilettantistiche durante i percorsi soprattutto delle medie e delle superiori, dove i ragazzi hanno necessario il bisogno di confrontarsi con gli altri in campo, nello spogliatoio, iniziano le prime esperienze di lavoro in team, quindi non esistono solo loro e la loro famiglia nel mondo, ma esistono anche altre famiglie, esistono altri giovani e l'approccio e il sostegno nello sport diventa fondamentale, perché lo sport è una scuola di vita. Allora, amministratori, prestate attenzione anche al lato scientifico degli studi che dicono che dobbiamo dare attenzione durante alcuni percorsi delle età evolutive in maniera particolare. In qualche modo rispondo alla tua questione, no? Sì. Nel senso che purtroppo la politica viaggia molto attraverso il consenso e non sempre viaggia anche attraverso le competenze, le professionalità, le capacità delle persone ad affrontare le tematiche. Speriamo di incontrare una stagione in cui vengono messe insieme le capacità tecniche e specifiche dei nostri amministratori politici insieme ai consensi della gente. Adesso vi porto a Padova, guardiamo l'ultimo servizio, ludopatia dati. Era il 2023. Andiamo a sentire. Noi nei nostri servizi seguiamo circa un numero non necessariamente altissimo, 250 persone, ma questo è solo un piccolo numero rispetto alla popolazione che probabilmente avrebbe bisogno di essere aiutata e seguita dai nostri servizi, che si stima essere circa 8.000, cioè nel territorio della provincia di Padova noi abbiamo circa 8.000 giocatori problematici quantomeno. Questi i dati riguardanti la ludopatia, la dipendenza da gioco d'azzardo in provincia di Padova, dati raccontati a margine della tavola rotonda che ha concluso la settimana di incontri promossa dall'USS Euganea con il patrocinio di Ministero della Salute, Regione e Comune. È un tema molto importante, tra l'altro la ludopatia rappresenta una delle dipendenze che appunto sono gestite a livello per quanto riguarda la sanità appunto del SERD, però ricordo che appunto è una malattia sociale. Un fenomeno che vede coinvolti principalmente maschi adulti, che però sta attirando sempre più giovani e donne. La popolazione che maggiormente in questo momento ha le problematiche di gioco d'azzardo patologico sono gli uomini, direi circa il 90%, ma anche questo è interessante, come per tutte le altre dipendenze, pian pianino la dipendenza al femminile è in crescita, con delle caratteristiche sue abbastanza specifiche.
È necessario quindi lavorare sulla prevenzione e l'informazione fin da giovanissimi. Gli interventi sono diversi, nel senso che per quanto riguarda quelli che sicuramente dipenderanno, lì gli interventi sanitari, quindi attraverso il SERD, sono molto importanti. Più basso che andiamo in questa piramide, più noi dobbiamo intervenire a livello sociale. Mi ricordo di una affermazione che mi ha fatto un mio carissimo collega, direttore di SERD, quando mi parlava di tossicodipendenza, mi diceva appunto che tratti a rischio di tossicodipendenza, e quando parlo di tossicodipendenza, anche questa è una dipendenza, li puoi già in qualche maniera rilevare, annusare, diciamo, nei bambini, perché all'interno di un contesto familiare. Ebbene, se è così, vuol dire che noi dobbiamo alzare molto di più la sensibilità delle nostre antenne per cercare di cogliere queste fragilità e accompagnare queste persone praticamente verso una vita di crescita, di maturità adulta, voglio dire, naturalmente importante, e soprattutto che li renda indipendenti. Dottor Fiasco, come ci saluta dopo aver sentito anche questo importante messaggio? Prego. Diciamo, vorrei dire che il Veneto si contraddistingue in quasi tutte le province che ho avuto la possibilità di conoscere come un approccio molto serio, molto professionale, molto integrato. È chiaro che il divario tra l'aggressività delle offerte che fanno male alla salute, non intesa solo in senso sanitario, ma intesa in senso relazionale, di socialità, il divario è molto forte. Però l'onestà, la competenza, direi anche la forte motivazione che vi è negli operatori, se si riuscisse a bucare non lo schermo, perché questo ci riesce, ma a bucare la sensibilità più generale dei decisori pubblici, potrebbe essere veramente un esempio di buona pratica da estendere. Grazie dottor Fiasco, devo chiudere perché ho già forato. Grazie di aver partecipato a questo programma, la inviterò ancora. Grazie dottor Fiasco, sentiamo come ci saluta il presidente CEIS Luca Sartorato. CEIS Treviso. No, noi ti ringraziamo della disponibilità che tu ci dai sempre su questi temi assolutamente importanti. La tutela delle buone prassi è una tutela che tu svolgi in maniera coerente e quasi quotidiana e che è necessaria anche al nostro territorio. Ringrazio il dottor Fiasco perché, come ho detto fin dall'inizio, è stato uno spot alla speranza e alle buone prassi che in qualche maniera è bene che continuiamo a dire alle persone e alle persone del nostro territorio che non è tutto uno schifo, ma che invece ci sono tutta una serie di attività che funzionano e che meritano di essere supportate come tu fai quotidianamente. Grazie al presidente Luca Sartorato, grazie al dottor Maurizio Fiasco. Pubblicità. Il premio Giorgio Lago Juniores è arrivato alla 9ª edizione. Molti dei ragazzi che hanno partecipato e vinto hanno intrapreso questa carriera. Alcuni si sono dedicati più alla scrittura, altri al giornalismo. Alcuni sono diventati giornalisti iscritti all'albo, altri collaborano con le testate del nord-est. Provateci anche voi, molti di loro hanno cominciato come voi quasi per caso, oppure mossi da una grande passione per la scrittura e ce l'hanno fatta. Partecipate. La lezione di Lago è quella di un giornalismo laico, cioè di un giornalismo che non sostiene tesi, che non vuole vendere dei prodotti e soprattutto prodotti di idee o sedicenti tali, ma che sta ai fatti, che giudica le cose e non le persone. Io vorrei che alcune doti appunto che erano caratteristiche di Giorgio Lago potessero diventare patrimonio anche per le persone più giovani. Sono 3 doti tra loro molto collegate: curiosità, comprensione e condivisione.
la curiosità verso tutto quello che succede appunto nel contesto che ci circonda, la comprensione come volontà di capire, di comprendere fino in fondo quello che succede, cosa ne pensano gli altri, e poi la condivisione, cioè la capacità di davvero condividere quello che si è capito con gli altri. I giovani non sono soltanto il futuro, ma sono anche il presente. Credo che il loro compito sia proprio di dimostrare la loro essenzialità oggi. Il premio Giorgio Lago Juniores è stata prima di tutto un'esperienza stimolante, ma anche un modo per me di farmi conoscere all'interno del vastissimo mondo del giornalismo ed entrare a contatto con questa nuova realtà lavorativa. Io attualmente lavoro per il Gazzettino di Padova come collaboratrice e mi occupo principalmente dei settori social, eventi e giovani. Partecipare al premio mi ha quindi permesso di lavorare e fare esperienza fin quasi da subito. Vi invito a partecipare, tenete presente che ci sono in palio 1.000 euro per il vincitore, 750 per il secondo classificato e 500 per il terzo, oltre alla possibilità, successa già nelle ultime edizioni, per i vincitori di cominciare a fare i primi passi nel mondo del giornalismo. Ciao ragazzi, sono Matteo e oggi voglio condividere con voi la mia incredibile esperienza partecipando al premio giornalistico Giorgio Lago, dove ho ottenuto il secondo posto. È stato davvero emozionante, oltre che ovviamente una crescita personale. Ricevere questo premio è stato veramente indimenticabile e ha riempito il mio cuore di gioia e di orgoglio. E non è tutto, da allora la Tribuna di Treviso, per esempio, mi ha aperto una piccola porta nel mondo giornalistico. Ragazzi, vi invito a non lasciarvi sfuggire questa grande occasione. Ogni passo verso i nostri sogni conta. Mettersi in gioco può regalare opportunità che non sapevamo neppure di avere. Quindi, mi raccomando, partecipate numerosi. Ciao a tutti, io sono Nancy, vincitrice del premio Giorgio Lago Juniores 2022 e con questo video voglio invitare i ragazzi e le ragazze di quinta superiore ad approfittare di questa immensa opportunità e partecipare alle edizioni di quest'anno. Il premio Giorgio Lago mi ha aperto le porte del giornalismo. Ormai sono più di 2 anni che collaboro con il Corriere del Veneto. Se questo mondo vi incuriosisce, se vi piace scrivere, se è la vostra passione, il mio più grande consiglio è partecipare al concorso, mettersi in gioco e inviare l'elaborato. Quindi sì, spero davvero siate tanti e buona fortuna. Ciao, sono Beatrice Zavotti, tra le vincitrici del premio Giorgio Lago 2022. Per me il premio è stata un'opportunità straordinaria perché mi sono misurata con la scrittura giornalistica attraverso un elaborato su un tema di grande attualità e molto caro nei giovani. Tutto questo guardando a Giorgio Lago, che è stato un illuminato protagonista del nostro nord-est con la sua cultura, la sua professionalità e la sua lucidità. Per me il premio ha rappresentato anche una tappa importante nel mio percorso giornalistico che ora sto affiancando agli studi universitari. Da maggio 2023 infatti sono iscritta all'elenco dei pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, raccontando ogni giorno volti, storie e vicende dei nostri territori. E sono come sempre onorata di avere ospite questa mattina il dottor Francesco Chiavacci Lago, vicepresidente Associazione Amici di Giorgio Lago. Grazie veramente dottor Lago di essere qui con noi. Grazie a voi. Saluto anche da Pordenone Umberto Sarcinelli, giornalista e scrittore. Grazie anche a lei di essere qui con noi per parlare dei buoni esempi, dei bravi ragazzi. Io dico sempre una cosa, dottor Lago, poi sentiamo anche Umberto Sarcinelli. Io dico a questi ragazzi diamo il gioco, perché se non diamo il gioco questi ragazzi non giocano. Tu dai il gioco, poi vediamo chi gioca. Cosa dice dottor Lago? Forse non riusciamo ancora a capire l'importanza invece che questi ragazzi ci dicono con i loro comportamenti, con le loro frasi, con il loro entusiasmo, con i loro concerti, con i loro premi. Prego dottor Lago. Sì, penso che la miglior risposta a questa domanda che lei mi fa sia il video che abbiamo appena visto. Cioè, quando i ragazzi hanno lo strumento, ad esempio lo strumento che dà il premio Giorgio Lago Juniores nell'ambito del giornalismo, comunque un settore in crisi, in piena trasformazione, però vediamo che i ragazzi, per quanto siano ragazzi di 18 anni, tanto bistrattati poi ragazzi di oggi, noi che gli diamo la possibilità
di assistere a delle lezioni di giornalismo, di approfondimento, eccetera, loro alla fine esprimono degli elaborati di altissimo livello. Non per niente, infatti, i giornali poi del Nord-Est si sono avvicinati ai vincitori e hanno cominciato poi a proporgli delle collaborazioni e, come abbiamo visto, almeno 5 dei vincitori degli ultimi anni stanno scrivendo e collaborando regolarmente. Per cui, come dice lei, se diamo le possibilità ai ragazzi di emergere, loro le sfruttano. Sentiamo anche commenta Umberto Sarcinelli, questi giovani che forse dobbiamo intrigarli di più, loro vogliono provare, anche sbagliando, ma vogliono provare, invece non riusciamo a capire questo genitore che non riesce a essere autoritario o autorevole, nessuno delle due, ecco, fa fatica, che fatica a essere genitore, cosa dovevano fare i nostri vecchi di una volta con 10-12 figli, eppure ci riuscivano. È diventato tutto difficile, soprattutto il genitore, ma il problema poi le pagano le fragilità che sono i nostri ragazzi. Se io non sono ascoltato, dove vado? Cosa faccio? Chi è che mi dà questa possibilità? Prego, dottor Sarcinelli. Ecco, anzitutto buongiorno a tutti ed è veramente anche con un po' di commozione che ho visto questo video su Giorgio Lago. Giorgio Lago è stato un mio direttore, anzi mi considero un Lago Boy, per dire, cioè un maestro di giornalismo e non solo. In realtà forse possiamo tornare indietro anche proprio ai tempi di Giorgio, cioè quando parlare anche dei giovani voleva dire un po' entrare in una antropologia che ormai è scomparsa. Mi rivolgo in particolare proprio agli effetti di quello che parlavate prima nella trasmissione, cioè le ludopatie, soprattutto quelle associate a quelli che sono i nuovi media e i giochi digitali. Ecco, leggevo poco tempo fa un report della Università di Stanford che parlava proprio, io mi occupo fra l'altro anche di evoluzione, che per la prima volta nella storia dell'uomo l'evoluzione del cervello si è fermata e pare proprio a causa dello stesso progresso che sta avvenendo una regressione. E praticamente l'utilizzo esagerato, e io direi anche l'utilizzo normale che si fa adesso dei media del mondo digitale, sta generando nel cervello umano una memoria ridotta ed è in diminuzione anche l'orientamento, cioè seguiamo un percorso che sia fisico o mentale invece di sceglierlo. Adesso arriva anche il rischio dell'intelligenza artificiale, che potrà creare una società regredita intellettualmente e gestita da macchine che sfuggono al nostro controllo. Per cui è assolutamente necessario, anzi fondamentale, che l'informazione sia quella a cui pensava Giorgio Lago. Cioè, prima di tutto, il giornalista deve sapere. E sapere vuol dire interessarsi, vuol dire leggere, vuol dire sperimentare, vuol dire essere soprattutto curiosi intellettualmente e non solo, anche bisogna, e la storia dei grandi giornalisti è quella di persone che hanno anche maturato un'esperienza molto vasta, seppure magari poco profonda, in tutti i campi, quindi avere la curiosità anche del sapere, e poi non dimenticarsi mai che l'uomo è un animale sociale. Come avete accennato precedentemente, l'uomo ha bisogno di stare insieme, è un animale sociale. Quindi questo nostro mondo adesso invece va nella direzione contraria, cioè quella di isolare le persone, di isolarle nella propria bolla informatica e soprattutto di introdurgli una
realtà virtuale che non ha nulla a che fare con la realtà vera che troverà fuori. Ecco. Questo è veramente, direbbe ancora De Gaulle, il vasto programma di come evolvere la nostra società in questo senso, e non nel portarci ad avere una somma di individui che si accontentano di una vita appunto rinchiusa in una bolla di falsa soddisfazione. Ecco. Vede Sarcinelli, quello che lei ha detto, questo studio che è stato fatto su questa università importante, gli addetti ai lavori lo sanno, i ragazzi non lo sanno, non glielo dice nessuno. C'è un perché non glielo dicono, perché metterli al corrente di questa cosa creerebbe dei problemi a molti, perché questa cosa va spiegata e non bisogna spiegare, bisogna lasciare nella confusione totale, perché così viene il business, perché alla fine c'è sempre il business che vince, Sarcinelli. Questo è il grande dramma che io cerco di combattere. Allora andiamo a vedere questa presentazione Giorgio Lago, prima parte, questo video, poi lo commentiamo. Sono immune, oramai è come un fiume, l'amore invano, così leggero. Dal cielo, leggeri come fiori di melo, indaco dagli occhi del cielo. Tanti baci dal cielo, leggeri come fiori di melo, gocce di mercurio dal cielo. Esplodono baci dal cielo, bei fili sul pelo, indaco dagli occhi del cielo.
Allora abbiamo visto e sentito questo video, queste immagini, questi volti, questa musica. Allora io chiederei al dottor Francesco Chiavacci Lago cos'è l'emozione, riuscire a superare l'asticella dell'emotività e capire che il messaggio va dato, che l'obiettivo è far capire l'importanza delle parole, l'importanza di quello che aveva fatto Giorgio Lago, perché l'obiettivo è questo, continuare la sua storia, e lei sta facendo questo, prego. Sì, non sono solo io, perché fortunatamente io sono coadiuvato da ormai 20 anni, perché Esatto. a marzo sono 20 anni che dalla scomparsa di mio padre. In associazione io sono affiancato da mio fratello Paolo, che è il segretario, e da tanti dei Lago Boys, come si diceva prima, perché c'è Sergio Frigo, c'è Francesco Iori, c'è Paolo Possamai e poi ci sono dal presidente, professor Zaccaria, a tutta una serie di professori Camboni, Almaggisti, Bertolissi, che ci danno una mano per il collegamento soprattutto con l'Università di Padova, che è il patrocinio. Noi, a proposito di social, siamo partiti da una frase di mio padre che ha pronunciato, intervistato da Marzullo nel 90, quindi prima di internet, prima dei social, in cui Gigi Marzullo gli dice: direttore, ma è meglio essere o apparire? Così dal nulla le domande di Marzullo. E mio padre risponde: è molto meglio essere, perché l'apparire nella nostra società sta declinando in una forma indecente di esibizionismo. Ecco, noi siamo partiti da questa frase per proporre ai ragazzi il tema di quest'anno, che è essere, apparire, le distorsioni della società dell'immagine. E qui mi ricollevo a quello che diceva il nostro Lago Boys. So che tutti all'epoca ragazzi che hanno lavorato con mio padre con emozione, insomma, ricordano con orgoglio questo loro passato. Mio papà aveva creato veramente una bellissima squadra lì all'interno del Gazzettino, in cui, come diceva Maurizio Refini, che era una delle persone più affezionate a mio padre, diceva: non eravamo tutti dei geni, ma con Giorgio ci sentivamo dei geni all'interno di quella redazione. Perché valorizzava la persona? Sì, e valorizzava soprattutto i giovani, perché ne aveva assunti tantissimi. Per cui, tornando al tema del premio Giorgio Lago, i social sono qualcosa di devastante. Noi non ci rendiamo, i ragazzi soprattutto non si rendono neanche conto, e loro sono nati digitali, non si rendono conto di quali effetti stanno avendo l'uso e anche l'abuso di social media all'interno della loro vita. I dati sono drammatici a livello di crescita dell'ansia, crescita della depressione, crescita dei suicidi, soprattutto negli Stati Uniti, in cui l'utilizzo avviene da più anni magari che da noi. Per cui vogliamo incontrare i giovani. La prima lezione la faremo sabato 19 alle 10:30, siamo in Teatro Accademico a Castelfranco con tutte le quinte del Liceo Giorgione e parleremo proprio di social. Allora, sentiamo anche come commenta le parole del dottor Francesco Chiavacci Lago Umberto Sarcinelli, queste parole importanti, questo uomo che si rivolgeva ai giovani perché aveva capito che il futuro è nelle loro mani, però bisogna aiutarli nel percorso, in questo cammino molto difficile, sempre più difficile, perché dietro l'angolo questi ragazzi trovano i caimani, trovano gli avvoltoi, non trovano il bene. Facile che trovino il bene, prima cosa incontrano il male e tu devi proteggerli. Come? Con la cultura. Ecco, io sono convinta che la cultura dovrà proteggere, e adesso protegge quei giovani che hanno la fortuna di incontrarla, perché qualcuno li accompagna. Prego, Sarcinelli. Sì, è vero, la cultura ci salverà, però anche noi dobbiamo salvare la cultura, perché altrimenti poi questa equazione non trova soluzione, nel senso che c'è in atto proprio, sembra una cosa veramente scientificamente voluta, una distorsione della realtà a favore di una virtualità, che poi fa il paio anche con quello che diceva
Adam Smith, cioè sul fatto che adesso noi consumiamo per produrre, non produciamo per consumare. E questo lui si riferiva agli aspetti economici industriali, però potrebbe essere esteso un po' a tutta la società. I giovani certo sono un focus molto importante e decisivo. Però è anche, anche per esempio era una delle cose che il direttore Giorgio diceva anche, di non settarizzare un po' la popolazione. Per esempio i lettori di un giornale dovrebbero andare dai 6 ai 90 anni e il giornale si rivolge alla loro intelligenza, che sia fresca o che sia maturata da esperienze, e quindi la lezione, anche in questo caso del giornalismo, è quello della verità, non una verità assoluta, ma una verità acquisita attraverso la conoscenza. Ecco, quindi il fatto che i social sono entrati in un linguaggio, per esempio, sportivo, che era caro a Giorgio, perché non dobbiamo dimenticare che è stato un grandissimo giornalista sportivo prima che essere un grandissimo giornalista tout court, e questo da anche, vedevo l'immagine che era con Brera, cioè Giorgio Lago era uno che considerava lo sport come veramente, come diceva Camus, tutto quello che ho imparato alla vita. Chissà cosa avrebbe detto della partita di ieri sera con l'Israele a Udine, di questi stadi blindati. Devo correre purtroppo, dottor Lago, cosa avrebbe detto il papà in questo momento, ecco, con quello che sta succedendo nel mondo, con queste guerre, con Israele, con Gaza, con Libano, e poi questa partita di ieri sera? Beh, devo dire che lui l'ha vissuta in prima persona, perché la prima Olimpiade che lui ha fatto da inviato speciale è stata quella di Monaco nel 72, e lui quindi ha assistito proprio in diretta a pochi metri, era dentro il villaggio olimpico, all'irruzione dei terroristi palestinesi di Settembre Nero, che hanno sostanzialmente trucidato tutta la squadra israeliana, con poi l'assalto. Tra l'altro sono usciti dei bei film anche che ricostruiscono quella storia e anche il dopo l'attentato. E devo dire che mi diceva mia mamma che lui, quando è tornato da Monaco, è rimasto molto scosso, perché all'interno di un villaggio olimpico gioioso, dovrebbe essere la festa dello sport, avere un attacco terroristico che stermina tutta una nazionale di un paese, devo dire che questa cosa poi l'ha segnato anche per tutti i commenti successivi nella parte politica. Quindi già le Olimpiadi, ricordo, del 76, quelle successive in Canada, sono state Olimpiadi blindate. Non parliamo delle Olimpiadi dell'80 a Mosca con l'Unione Sovietica, ancora più blindate. Per cui sì, diciamo che purtroppo la situazione attuale non è una novità. Allora andiamo a vedere la seconda parte della presentazione Giorgio Lago, perché merita, perché bisogna ricordare. Chi ha deciso di fare il giornalista, Giorgio Lago? Ma non lo so, è molto per caso. Potrei usare una battuta solo perché mi sono ritrovato in un certo momento a conoscere dei giornalisti, dei bravi giornalisti sportivi nazionali, e ho cominciato un'avventura partendo nel giorno del mio compleanno, un 1° settembre di tanti anni fa, e partendo per Milano così all'avventura. Ecco, non c'è stato un inseguimento, non c'è stata una ricerca. Forse era dentro di me, vedendo in retrospettiva, sento che avevo molta curiosità, sento che avevo molta voglia di raccontare, assieme agli amici avevo molta voglia di dire la mia. Ecco, forse la spinta, la molla che mi ha buttato verso il giornalismo era la voglia di partecipare e di dire la mia. Direttore, meglio essere o meglio apparire? Meglio essere. Apparire è una forma indecente che sta sublimandosi oggi oltre ogni pudore. Anzi, il dramma di oggi è che
esiste l'apparire, non l'essere. Personalmente amo spiegarmi, tentare di spiegarmi. Quando non riesco a spiegarmi, quello che ho scritto è un fallimento. Non mi interessa la bella cosa, la cosa scritta bene, mi interessa essere capito dal più largo numero di lettori. Dico sempre che ho bisogno che mi capisca il contadino, che mi capisca il barbiere. Non scrivo mai pensando, non penso mai a un avvocato, non penso mai a un professore universitario, anzi me ne frego assolutamente di quella che è il mio plafond, piccolo plafond culturale, ma tendo sempre di renderlo popolare. È un giornalista, un opinionista di Repubblica, è la persona che mi ha maggiormente insegnato a capire il Veneto, Giorgio Lago. Grazie. E con queste parole io devo chiudere assolutamente, ma farò rivedere il video, glielo prometto, dottor Chiavacci Lago, perché merita, anzi direi di più volte, sentire queste parole che veramente rincuorano e fanno capire che l'informazione deve essere data a 360 gradi, tutti devono capire. Come ci saluta Sarcinelli? Veloce, perché sono proprio quasi ho forato, prego. Le parole di Giorgio penso siano attualissime e penso siano anche un viatico per chi vuole cominciare e chi vuole intraprendere una professione che è svilita, che è regredita e che non è quella a cui pensava Giorgio Lago. L'ultima cosa, quasi una battuta, vorrei dire che informazione vuol dire libertà, vuol dire consapevolezza della propria vita e quella della comunità in cui ci si... Grazie Umberto Sarcinelli, giornalista e scrittore, grazie al dottor Francesco Chiavacci Lago, vicepresidente Associazione Amici di Giorgio Lago, e adesso andiamo a pranzo con la ricetta di Mirella. Fusilli agli asparagi. Gli asparagi sono originari della Mesopotamia, come dimostrerebbe il loro nome, e secondo alcuni sono di origine iraniana. Sono di forma allungata, consistenza carnosa e sapore piuttosto delicato. Ingredienti per 4 persone: 320 g di fusilli, 50 g di speck a dadini, 250 g di asparagi, uno scalogno, 1/4 di litro di brodo vegetale, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, mezzo bicchiere di vino bianco secco, pepe, sale. Tritate lo scalogno finemente. Eliminate la parte bianca del gambo degli asparagi, raschiateli con un coltello e fate attenzione a non toccare le punte fragili e delicate. Tagliate i primi 2-3 cm di punta ed affettate il gambo in dischetti di mezzo centimetro di spessore. Mettete in una padella l'olio. Lo scalogno tritato e fatelo dorare su fiamma vivace. Unite lo speck. E fatelo appena colorire. Quindi unite il vino bianco e fatelo evaporare su fiamma vivace. Unite gli asparagi. Un pizzico di pepe.
e fate cuocere per qualche minuto a fiamma vivace. Unite un mestolo di brodo vegetale. Coprite e cuocete a fiamma bassa per 10 minuti circa. Se il fondo di cottura dovesse asciugarsi troppo, unite altro brodo vegetale. A fine cottura, regolate di sale, tenendo da parte qualche punta per decorare i piatti. Lessate la pasta in abbondante acqua salata, scolatela e versatela nella padella con gli asparagi. Fate saltare a fuoco vivace per qualche minuto e servite. Condite con qualche punta di asparago e buon appetito!